Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati in questa puntata assolutamente speciale di Penalty, un'edizione pasquale che ripercorrerà le 7 stagioni del Catania di Pulvirenti in Serie A. Partiremo dalla stagione 2006-2007 e concluderemo questo viaggio con la stagione in corso, quella del 2012-2013. Iniziamo con la stagione 2006-2007, purtroppo iniziamo in una maniera un po' drammatica perché ripercorreremo attraverso le immagini dell'epoca una partita persa in casa, ma soprattutto una partita macchiata dall'omicidio dell'ispettore Raciti. Siamo il 2 febbraio del 2007, Catania-Palermo. Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, ma manca sai correre in manetta. Sicilia bella, spacca il limone da me Sicuramente due personaggi diversi, Pulvirenti e Zamparini. Allora partiamo da quello che si diceva in studio. Zamparini ha detto che questa partita si poteva giocare la domenica perché sono cose all'italiana. In realtà qual è la vera situazione, questa festività? Noi abbiamo girato un po' per le strade, effettivamente la città è paralizzata già da oggi. Zamparini non conosce la realtà di questa festa, per cui ha detto queste cose perché, ripeto, non conosce. Qua la città è paralizzata, è una festa importantissima che richiama tantissimi fedeli anche da fuori Catania. Era giusto anticiparla. Ecco, per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico, insomma nemmeno lei si poteva immaginare che oggi sarebbe giocato un derby che vale la Champions League. No, effettivamente è così, noi ci troviamo al quarto posto, direi meritatamente, però era inaspettato all'inizio della stagione. Noi siamo partiti con altri obiettivi che ancora dobbiamo ricordarci bene, non abbiamo raggiunto. Mancano pochi punti però, Presidente. Sì, direi che mancano abbastanza pochi, però dobbiamo ancora arrivarci. Qui c'è un clima straordinario, Giorgio, stadio completamente esaurito nonostante il giorno feriale, nonostante le ore 18, comunque la cassa è salva oggi. Una grande festa, pubblico... speriamo che Catania dia veramente una dimostrazione di grande sportività, vanno bene i cori, va bene tutto, però i nostri tifosi si comporteranno, spero, bene, e dimostriamo a tutti di poter stare tranquillamente in questa categoria. L'ultima domanda da parte mia, una curiosità riguarda questa storia del giocattolino Morimoto che volete esportare in Giappone, che fa il gesto e si tocca la testa come quando ha fatto gol con l'Atalanta. È un'iniziativa particolare. Sì, ci stiamo pensando perché il ragazzo ha fatto un grande gesto, vogliamo riportarlo sotto forma di giocattolino, speriamo che possa anche avere poi la possibilità di giocare più spesso. Giorgio. Sì, no, dopo parleremo di Morimoto, è un argomento assolutamente interessante. No, volevo sapere da te, Giovanni, com'è la situazione dell'ordine pubblico, visto che abbiamo parlato in apertura della diretta, e poi insomma se mi confermi che Zamparini non sarà allo stadio, ma guarderà la partita dal suo divano di Vergiate, credo. Allora, riguardo Zamparini, quello che ci hanno detto, sì, non dovrebbe essere allo stadio, però tante volte può cambiare idea all'ultimo momento. Sappiamo come insomma, il presidente del Palermo è un personaggio particolare. Per quanto riguarda invece le cose, gli aspetti più concreti riguardo l'ordine pubblico, per il momento, abbiamo parlato poco fa, la situazione è tranquilla. A quanto pare si dice insomma, che i tifosi del Palermo verranno fatti entrare all'interno dello stadio Massimino intorno al 10° minuto del primo tempo, proprio per evitare qualsiasi contatto all'esterno quando tutti i tifosi del Catania saranno già all'interno dello stadio. Sicuramente non è bello, però è utile, diciamo. Va bene, saluta Pulvirenti, ricordagli che Zamparini ha detto che il Catania vincerà 3-1, glielo dici tu? Il Catania vincerà 3-1, ha detto Zamparini. Ma lui l'ha detto per stimolare i suoi giocatori, è chiaro che il primo a non crederci è Zamparini, però voglio dire, vediamo, noi faremo sicuramente una buona gara, poi vedremo il risultato alla fine. Eccoci qua Giorgio, siamo con il sindaco, ovvero la persona che ha fortemente voluto questa partita spostata rispetto alla festa di Sant'Agata per ordine pubblico ovviamente e anche per separare sacro e profano.
Ma vede, penso che anche voi vi siate potuti rendere conto di qual è già l'atmosfera e soprattutto veramente l'affollamento che si è creato nella città. Sarebbe stato praticamente impossibile ed estremamente rischioso avere i due avvenimenti, cioè il cuore della festa di Sant'Agata e un avvenimento così importante come il derby in queste condizioni poi particolari, così di eccellenza tra Catania e Palermo. Sarebbe stato veramente estremamente, per cui il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha deciso di escludere alcune giornate, proprio quelle giornate clou della festa di Sant'Agata. Sta andando tutto bene, peccato per i tifosi del Palermo che si perderanno 10 minuti di partita perché per motivi di sicurezza arriveranno alle 18:10 dentro lo stadio. Sì, questo è, diciamo, sono i provvedimenti che ha stabilito il signor Questore, che veramente ha messo un'organizzazione in piedi straordinaria. Ci sono veramente oltre 1000 uomini che provvedono e credo, devo dire la verità, credo che il massimo sforzo sia stato fatto e sono sicuro, e lasciatemelo dire, che un avvenimento come questo, che ce lo saremmo sognato qualche anno fa, innanzitutto deve dire che dobbiamo avere l'orgoglio di essere siciliani, di avere la terza e la quarta squadra del campionato di Serie A che si battono per la Champions League, è la cosa più bella. Io la saluto, do la linea allo studio. Prima però le devo chiedere, lei è esperto di elisir, conosce quello della giovinezza eterna, conosce l'elisir per vincere il derby? Non lo posso dire perché è uno scongiuro. Bentornati allo stadio Angelo Massimino, benvenuti a Catania Palermo, 22esima giornata, il primo derby di venerdì, il primo derby per Sant'Agata, il primo tra due siciliane in zona Champions League. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande serata, ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo davvero degno della cornice nella quale le due squadre stanno per entrare in campo. Il colpo d'occhio è lo stesso che ha salutato la promozione del Catania e il ritorno della squadra rossoblù in Serie A, con l'aggiunta di Sant'Agata che dall'alto veglierà anche lei su questa grande serata. Sì, direi una bellissima cosa, veramente molto bello vedere lo stadio pieno e ci saranno solamente due squadre che si daranno battaglia. Diamo un'occhiata alle formazioni. Il Palermo conferma la squadra che è stata schiantata sabato scorso dalla Lazio per 3-0. È stato recuperato Biava ma va soltanto in panchina, l'unico indisponibile è Amauri davanti al portiere del Palermo che è Fontana. I difensori saranno Cassani, Zaccardo, Barzagli e Pisano. A centrocampo Guana, Corini e Simplicio. In attacco Di Michele e Bresciano ad accompagnare Caracciolo. In panchina, oltre al portiere che è Federico Agliardi, ci sono Tedesco, Diana, Della Fiore, Giacomazzi, Capuano e Brienza. Questi gli uomini a disposizione di Guidolin. Nel Catania ci sono 3 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato 1-1 a Bergamo con il primo gol in Serie A del giapponese Morimoto. Fuori Vargas, Isco e Rossini, dentro Lucenti, Edusei e Spinesi. Davanti al portiere Pantanelli, i difensori saranno Silvestri, Sottil, Stovini e Lucenti. A centrocampo Caserta, Baiocco ed Edusei e poi il tridente composto da Colucci, Spinesi e Mascara. In panchina a disposizione di Pasquale Marino ci sono Spadavecchia, secondo portiere, appena arrivato dal Pescara, e poi Sardo, Minelli, Corona, Isco, Morimoto e Rossini. Dirige Stefano Farina di Novi Ligure, con lui gli assistenti Saglietti e Rossomando, il quarto uomo D'Amato. Farina è un arbitro internazionale di grande esperienza, si sta avvicinando alle 200 partite in Serie A, oggi tocca quota 193. Ci sono 2 modi di interpretare i suoi atteggiamenti in campo. Qualcuno dice che usa modi da sceriffi, altri dicono che rispetta in maniera severa, rigorosa, così come faceva Toscanini con le partiture musicali, il regolamento del calcio. Qual è la tua versione, Franco? Io è giusto che faccia quello che deve fare perché si deve far rispettare il campo. Oggi ne abbiamo parlato prima della partita, eravamo in albergo insieme, l'ho visto sereno, tranquillo, una partita di calcio, quindi direi che bisogna anche ai giocatori gli dire una mano. Si comincia, è partito il derby di Sicilia numero 40 in campionato, 5 se ne sono giocati in Serie A, 35 in Serie B. Il Catania non ha mai battuto il Palermo e non ha mai segnato contro il Palermo in Serie A nel suo stadio. Ci sono 2 precedenti nel campionato di massima divisione, uno del 61, uno del 63. Catania-Palermo finì in entrambe le occasioni 0-0. Si comincia a giocare subito. Corini in avanti per Pisano, cerca la combinazione con Simplicio, il recupero da parte del ghanese Edusei, cerca subito il lancio Edusei, il colpo di testa di Corini per Guana, l'attacco di Pisano, prova a fermarlo Baiocco, palla tenuta in campo e poi deviata in fallo laterale. Ci sarà la rimessa
da parte del Palermo. La deviazione è stata di Colucci, con le mani è pronto Pisano, movimento di Simplicio e anche di Guana che va giù. Per ora è tollerante Stefano Farina. È giusto che sia così. Mascara, ancora Mascara, prova a calciare, la parata a terra di Fontana sul primo tiro in porta della partita, l'ha scoccato Mascara da fuori area. Di nuovo in campo Catania e Palermo, da quello che ci sembra di vedere senza novità nelle due formazioni che stiamo velocemente per ripassare. Il Catania in campo con Pantanelli in porta, Silvestri, Sottil, Stovini e Lucenti in difesa, a centrocampo Baiocco, Edusei e Caserta, in attacco Colucci, Spinesi e Mascara. In panchina ci sono, oltre al secondo portiere Spadavecchia, Sardo, Minelli, Corona, Isco, Morimoto e Rossini. Per il Palermo Fontana in porta, Cassani, Zaccardo, Barzagli e Pisano in difesa, Guana, Corini e Simplicio a centrocampo, Di Michele e Bresciano ad accompagnare Caracciolo. E in panchina Agliardi, secondo portiere, Tedesco, Diana, Della Fiore, Capuano, Brienza e Giacomazzi, appena arrivato dal Lecce. Non ci sono gli altri acquisti. Matuszak, il polacco capocannoniere del campionato, Cavani, 7 gol nel sudamericano Under 20 e Ciaramitaro, palermitano, che corona il sogno di tornare a giocare nella squadra della sua città. Non ci sono neanche cambi, Massimo. Nessuna sostituzione, no. E quindi è cominciato il secondo tempo allo stadio Angelo Massimino. Bresciano, Pisano, Bresciano prova a liberarsi, Bresciano è stato fermato, il rimpallo per Caracciolo, rete di Caracciolo, Palermo in vantaggio con una prodezza di Caracciolo, gli ha evitato l'ammonizione Guana fermando la maglia che Caracciolo stava per togliersi. Capolavoro da centravanti vero di Caracciolo al quinto minuto del secondo tempo. Non l'hanno visto i tifosi del Palermo che stanno cercando di raggiungere lo stadio, ma è un grandissimo gol. Sicuramente, guarda, voglio rivederlo perché lui ha fatto una cosa eccezionale. Guarda, qui lui sfrutta il rimpallo di Bresciano, però rientra da fuori gioco. Però poi qua con il collo sinistro sul palo lungo, guarda, Pantanelli non riesce a prenderla e questo è un gran gol. Sinistro velenosissimo di Caracciolo e al quinto minuto del secondo tempo il Palermo è in vantaggio con il gol numero 2. Si rientra dal fuorigioco Caracciolo, controlla col destro e batte col sinistro. Gran gol di Caracciolo, è il suo secondo in questo campionato, è il gol numero 38 del Palermo. Solo Inter e Roma hanno segnato più della formazione di Francesco Guidolin. Palermo che era in difficoltà perché, lo ricordiamo, da 2 partite non segnava complessivamente da 195 minuti. Dopo 245 minuti si è interrotto il digiuno di gol della formazione del Palermo e si è interrotta con una prodezza di Caracciolo. Sicuramente sì, è stata veramente una grandissima giocata. Ci vuole anche per sbloccarsi, anche per lui stesso, per questa fiducia, quindi è importantissimo. Caracciolo stava per togliersi la maglia, gli si è letteralmente avventato addosso Guana, che è andato subito, ha capito tutto Guana, e gli ha fermato le mani mentre la maglia se la stava togliendo Caracciolo, evitando così l'ammonizione del suo centravanti. Rimessa, anzi qui c'è il primo giallo per Sottil, cartellino giallo per Sottil al 7° minuto del secondo tempo. Sono ammoniti Caracciolo e Sottil, c'è stato un contrasto tra i due e Farina ha ammonito Caracciolo e Sottil, che si sta lamentando. Questo è avvenuto al 7° minuto del secondo tempo, nessuno dei due diffidato e quindi per il momento nessuno dei due che rischia di saltare i prossimi appuntamenti di campionato, che sono Messina-Catania sabato 10 febbraio alle 20:30 e Palermo-Empoli domenica 11 febbraio alle 15. Calcio d'angolo in favore del Catania, infatti Fontana è andato a protestare con Farina e adesso il gioco è fermo perché i fumogeni dei petardi che sono stati lanciati verso la curva dei tifosi del Palermo non consentono la visuale. Gioco fermo, andiamo da Giovanni Guardini. Sì, infatti è così, Farina ha sospeso per il momento la partita perché dopo l'ingresso... Adesso fa giocare, calcio d'angolo dunque per il Catania, l'uscita di Fontana sulla testa e poi la girata che è stata allontanata dalla respinta di Guana.
girata di Silvestri, palla che finisce in calcio d'angolo dall'altra parte, è il corner numero 6 in favore del Catania. Gioco fermo, questa è una delle disposizioni nuove che regolano l'ordine, che sono regolate dalla necessità di osservare l'ordine pubblico. Se vengono mandati dei petardi in campo bisogna sospendere, però chi gioca il pallone a terra mentre sta rientrando Caracciolo, eccolo qua, si parte da una posizione irregolare Caracciolo, Si parte dal fuorigioco, però bisogna vedere chi ha toccato la palla nel momento in cui sono a terra. Allora così non si può continuare a giocare, ed è più o meno quello che ha detto Farina e che ha chiesto che fosse detto attraverso l'altoparlante. Andiamo da Giovanni Guardalà. Sì, perché adesso è arrivato anche Boschi, il direttore generale del Palermo, a chiedere proprio la sospensione della partita, perché insomma secondo il regolamento non si vede praticamente più in campo, ci sono i fumogeni. Adesso anche Farina si sta avvicinando alla panchina del Catania, gli lacrimano gli occhi perché insomma lì la situazione è pesante, i giocatori non riescono più a respirare, si stanno allontanando da quella zona. Purtroppo a questo punto verrebbe da dire era meglio che non entravano all'interno dello stadio. Sono stati sparati lacrimogeni adesso anche all'interno del rettangolo di gioco, e quindi qui l'aria diventa irrespirabile adesso. Hanno tutti i problemi i giocatori in campo, quindi al 13° del secondo tempo partita sospesa. Intanto possiamo dire che il gol di Caracciolo era da annullare, Franco, il passaggio di un suo compagno. Caracciolo rientra dal fuorigioco, ma doveva essere fermato. Lui parte in fuorigioco, poi eccolo qui vediamo lui in fuorigioco. Bresciano che tocca la palla e lui parte dalla posizione di fuorigioco, poi ha fatto un capolavoro, ha fatto un grandissimo gol. Era da annullare questo gol. Però parte dal fuorigioco. Torniamo a bordo campo da Paolo Assogna mentre i giocatori stanno rientrando negli spogliatoi. Sì, sta diventando pesante la situazione, la vedo anche per noi che stiamo in campo, perché in questo momento mi cominciano a lacrimare gli occhi, fumo dei lacrimogeni arriva in gola a voi. Allora, partita sospesa al 14° del secondo tempo allo stadio Angelo Massimino. Avevamo sperato francamente che questo non accadesse. Adesso anche Guidolin abbandona per ultimo il terreno di gioco e la sua panchina. Stavano lacrimando un po' tutti i giocatori, perché il fumo è arrivato sul campo e non permette in questo modo di continuare a giocare. Abbiamo visto le fasi della sospensione, la smorfia di Farina, anche lui non poteva continuare a respirare, l'aria si era fatta davvero irrespirabile a bordo campo e anche in parecchi settori dello stadio. Farina ha comandato la sospensione al 13° minuto del secondo tempo, i giocatori sono ancora negli spogliatoi e sicuramente un tentativo sarà fatto per riprendere a giocare, sicuramente un tentativo sarà fatto, ma a questo punto veramente ci auguriamo che sia ancora rimasto del buon senso a chi ha lanciato lacrimogeni e fumogeni. Questo qui se è rimasto che almeno venga utilizzato in questa fase per consentire a tutti quelli che sono venuti qui, a tutti quelli che hanno comprato il biglietto e che vogliono vedere lo spettacolo di una partita di calcio, di poterla godere fino alla fine. Torniamo da Paolo Assogna. Allora io mi trovo proprio sotto la parte dello stadio che ospita i tifosi del Palermo, questa specie di gabbia, e praticamente qui sotto sono stati sparati i lacrimogeni. Mi confermano i dirigenti della polizia, ci sono state cariche di alleggerimento, così si chiamano in gergo. Intanto stanno rientrando i giocatori del Catania in questo momento, però io vi dico che adesso la situazione a livello respiratorio è assolutamente tranquilla, perché non c'è più fumo. Adesso anch'io ero rientrato negli spogliatoi perché veramente mi lacrimavano gli occhi e non riuscivo più a respirare. Adesso sto proprio qui sotto la curva, qui dove l'aria era più difficile, più irrespirabile, e si respira assolutamente bene, quindi adesso ci sono le condizioni per riprendere la partita. Infatti il Catania è rientrato in questo momento in campo. Catania in campo, l'atmosfera è tornata respirabile al Massimino. Ho interrotto Franco che mi stava raccontando le difficoltà anche fisiche, bisogna innanzitutto sciacquarsi, usare tanta acqua, e l'hanno fatto i giocatori già in campo, e poi la concentrazione, quindi cercare di tenere i muscoli sempre caldi, questo è importante. Negli spogliatoi sicuramente qualcosa, un po' di stretching, un po' di corsa, devi farla, c'è poco da fare. Poi il tempo credo un quarto d'ora, quindi è come se fosse stato un riposo così da un tempo all'altro, ulteriore dal primo, quindi anche perché sono stati pochi minuti del secondo tempo che è successo quello che è successo. Sì, la partita è ricominciata da 13 minuti e quando il prolungato lancio di fumogeni e lacrimogeni, che comunque davvero rappresentano un atto di inciviltà, di teppismo. I fumogeni di solito non provocano questo effetto, evidentemente insieme ai fumogeni
che sono soltanto mandati in campo per fare del colore, sono stati mandati in campo anche dei lacrimogeni. Questo è veramente gravissimo, è veramente incivile da parte di chi lo ha fatto, e ha soltanto lo scopo di fermare lo spettacolo, di fermare la partita, di creare problemi ai bambini soprattutto che vengono allo stadio, alle famiglie, a chi vorrebbe godersi una partita in santa pace e magari a questo punto sarà già a casa esasperato e schifato da quello che è successo. Probabilmente, però come vediamo lo stadio è rimasto pieno come l'abbiamo visto all'inizio della partita, quindi il problema è nato quando sono entrati purtroppo i tifosi del Palermo, che probabilmente fossero entrati subito al primo tempo non sarebbe forse successo quello che è successo, non lo so, c'è sempre col senno di poi Massimo, quindi... Allora siamo a 20 minuti di sospensione, stanno facendo anche stretching i giocatori del Catania con Edusei al centro del terreno di gioco, e noi torniamo ancora da Giovanni Guardalà, al quale io vorrei anche chiedere se c'è stato un tentativo da parte di qualche dirigente del Catania di andare verso la curva, comunque a chiedere ai sostenitori del Catania di smetterla. Guarda, questo non te lo so dire perché io sono all'interno del tunnel che porta agli spogliatoi, per segnalarti soltanto che anche i giocatori del Palermo stavano per rientrare in campo e adesso sono tornati tutti all'interno dello spogliatoio. Guidolin era molto agitato, anche il direttore generale del Palermo Foschi a un certo punto erano qui e hanno deciso di tornare indietro. Adesso anche Pantanelli, il portiere del Catania, è tornato indietro. Non riusciamo al momento ad avvicinarci di più, veniamo tenuti lontani, però c'è da capire perché questa retromarcia da parte dei tifosi, dei giocatori del Palermo. Ho visto Foschi durante il problema che c'è stato prima in campo con i lacrimogeni parlare col quarto uomo, stava chiedendo che era per sospendere la partita, non so perché, sai. Dunque il tentativo va fatto di riprendere a giocare, è chiaro che bisogna vedere quali sono le condizioni fisiche dei giocatori del Palermo. I loro colleghi del Catania sono già tornati in campo, e adesso eccolo qua con Eugenio Corini, il loro capitano in testa. Stanno tornando sul terreno di gioco dello stadio Massimino anche gli uomini di Francesco Guidolin. Il Palermo dunque torna sul terreno di gioco, ci vorrà un po' di stretching anche da parte del Palermo e si dovrà riprendere con una rimessa dell'arbitro a giocare. Caracciolo saluta i tifosi del Palermo, anche Cassani, stretching da parte di Zaccardo, Barzagli, Corini. Si può riprendere a giocare, anche se prosegue il dialogo tra Foschi. Torniamo da Giovanni Guardalà. Sì, per riportarvi un battibecco tra l'allenatore del Palermo Francesco Guidolin e il presidente del Catania Pulvirenti. Erano qui, Pulvirenti ha detto sono stati i vostri tifosi a lanciare i lacrimogeni. Allora Guidolin insomma si è un po' arrabbiato, è arrivato anche il direttore generale del Palermo Foschi a dirgli ma cosa c'entrano i tifosi, e Pulvirenti insomma insisteva dicendo che erano appena entrati in campo hanno lanciato i lacrimogeni i tifosi del Palermo. C'è la volontà da parte di qualcuno comunque del Palermo di non voler giocare questa partita, o perlomeno poco fa si diceva questo. Adesso però sono rientrati in campo, speriamo che si possa portare avanti questa partita in maniera regolamentare. Dunque, evidentemente si riferivano a quello che era successo fuori, perché dentro lo stadio con la presenza di quella rete era difficile per i tifosi del Palermo far uscire i lacrimogeni all'esterno. Però Farina non è ancora uscito, Massimo. No, non è ancora rientrato. Adesso abbiamo anche un cane. C'è un cane, torniamo a bordo campo. Sì, perché ci sono nuovamente dei lacrimogeni, adesso di nuovo tutti dentro. Mi sa che c'è anche un cane, però adesso ci sono i lacrimogeni soprattutto, e la cosa peggiore è questa, non si respira di nuovo e quindi tutti di nuovo all'interno dello spogliatoio. A questo punto diventa davvero difficile che questa partita possa riprendere. Sì, siamo arrivati già a 25 minuti di sospensione. Quello che veramente sembra inconcepibile è come ci sia davvero la volontà di non far riprendere questa partita. Ma come sono entrati questi lacrimogeni qua dentro? Non lo so io. A noi quando arriviamo qui ci perquisiscono dappertutto. Non so come fanno a entrare. A togliere i tappi alle bottiglie di acqua minerale. Veramente io non riesco a capire delle volte. Sono rientrati tutti negli spogliatoi. L'ultimo è stato Pantanelli, che si era fermato a giocare con questo cane che evidentemente non ha problemi con i lacrimogeni, ma adesso devono di nuovo allontanarsi, e ce n'è uno addirittura vicino ad una delle due porte alla sinistra della tribuna centrale che sta bruciando, e quindi nuovo fumo,
nuove difficoltà respiratorie. Noi torniamo ancora da Giovanni Guardalà. E adesso c'è grandissima tensione qui perché Guidolin si sta arrabbiando con un poliziotto che è presente qui, che ha detto qualcosa ai giocatori del Palermo. Insomma, qui la situazione diventa davvero difficile da gestire. Queste risse verbali da una parte all'altra, non so esattamente cosa abbia detto il poliziotto, mi sembrava di capire che abbia parlato di giocatori esagerati perché sono rientrati in campo e sono entrati negli spogliatoi per questo motivo, ma vi garantisco che di esagerato c'è ben poco, qui non si può respirare. Sì, siamo tornati più o meno alla situazione che ha provocato la sospensione da parte dell'arbitro Stefano Farina. Se si allungano i tempi, ovviamente, Franco, diventa più difficile pensare di continuare a giocare. Sai, i giocatori erano entrati in campo, ma Farina non era ancora entrato in campo, quindi lui è rimasto dentro lo spogliatoio, secondo me, quindi ancora è perplesso almeno di quello che deve fare, secondo il mio punto di vista. Adesso questo vedi è l'ingresso del sottopassaggio del tunnel che porta dal campo agli spogliatoi. C'è una doppia serie di gradini, di scale che portano da una parte agli spogliatoi del Catania, dall'altra a quelli del Palermo, e la porta è stata chiusa per evitare che il fumo vada a finire dentro gli spogliatoi, perché a quel punto la situazione, essendo locali chiusi, potrebbe diventare ancora più grave. Qui almeno all'aperto c'è la possibilità con il vento di far allontanare il fumo, ma è stato chiuso il cancello, la vetrata che separa il tunnel degli spogliatoi dall'ingresso vero e proprio degli spogliatoi. A questo punto francamente noi non sappiamo quale sia la cosa migliore ai fini dell'ordine pubblico, se continuare a far giocare o sospendere la partita. Ma è difficile prendere queste decisioni, sinceramente. Poi sicuramente sotto tra Guardalà e Assogna probabilmente ci sarà qualcosa che ci possono dire di più concreto, da qui è difficile dare un giudizio. Siamo ancora, difficile parlare di nuovo con questi lacrimogeni. Allora andiamo di nuovo da Paolo Assogna. Sì, si era risolta la situazione, è ridiventata pesante perché c'è stata una nuova carica d'alleggerimento e per qualche minuto l'aria è stata ancora difficile da respirare. Adesso però il fumo si è alzato e sembra essersi tranquillizzata la situazione, però ripeto, quando tutto sembrava definitivamente risolto, il Catania era tornato in campo, il Palermo lo stava per fare, la situazione si è complicata di nuovo. Tra l'altro questo cane che è entrato stava in curva, quindi veramente non si sa come siano riusciti a far entrare addirittura un cane dentro lo stadio. Però volevamo anche uno dei dirigenti qui delle forze dell'ordine che ci spiegasse la situazione, però vediamo molta tensione, magari fra qualche minuto cercheremo di avere un dirigente che ci possa spiegare esattamente la situazione. Però ripeto, hanno fatto bene i giocatori a rientrare dentro perché la situazione era diventata ancora pesante e l'aria difficile da respirare, anche se adesso questo lo sto testando sulla mia persona, le cose sono migliorate di nuovo. Intanto siamo fermi praticamente da mezz'ora, partita sospesa da mezz'ora. Sì, c'è bisogno di acqua, si sta dissetando anche Paolo Assogna per allontanare gli effetti dei fumogeni. Andiamo ancora da Giovanni Guardalà. Sì, allora non è ufficiale, ma sono voci che arrivano dall'interno dei spogliatoi. Adesso hanno chiuso la partita, potrebbe non riprendere, quindi sembra che Farina abbia deciso di chiuderla qui. Ripeto, è una voce che ci è stata riportata all'interno dello spogliatoio, non l'abbiamo presa direttamente perché adesso non ci fanno più entrare, però sembra che sia questa la decisione. Evidentemente Farina ha valutato che non ci siano più le condizioni per continuare a giocare. Sì, tutte le volte che entrano nel campo le squadre vengono fuori questi lacrimogeni, non so, sinceramente, come ti ripeto, non è facile prendere la decisione, bisogna aspettare. Anche perché, come abbiamo detto prima, l'ordine pubblico, gli spettatori stanno aspettando come noi delle decisioni che devono prendere. Quindi. C'è parecchio movimento qui nel tunnel che porta dal campo agli spogliatoi, ci sono parecchie persone, vediamo se c'è un nuovo annuncio da parte dell'altoparlante, dello speaker dello stadio, ma per il momento sì, non si vedono più né i giocatori né la terna arbitrale che è chiusa negli spogliatoi, quindi al momento non ci sono segnali che si ricominci a giocare tra Catania e Palermo. Possiamo soltanto ribadirvi la grande amarezza di una grande attesa finita così. Andiamo da Giovanni Guardalà. Allora pare che sia stato convinto Farina a fare un altro tentativo tra un quarto d'ora, quindi tra un quarto d'ora si proverà a ricominciare. A quel punto se non verrà
non ci saranno le condizioni per ricominciare la partita e verrà sospesa ancora una volta, a quel punto la partita verrà definitivamente rinviata, sospesa, e quindi bisognerà anche capire di chi sono le responsabilità e quindi cosa si può decidere dal punto di vista regolamentare per quanto riguarda il risultato, quindi se riprendere a porte chiuse dal minuto in cui la partita è stata sospesa, perché lì le responsabilità vengono rimbalzate. C'è chi dice che siano i tifosi del Palermo a tirare i lacrimogeni, c'è chi dice che invece sono semplicemente le cariche della polizia, quindi anche questo dovrà essere chiarito per valutare quali provvedimenti prendere ai fini della partita. Sì, i lacrimogeni sicuramente li tirano la polizia, quindi non possono averli i tifosi, o no? Qui diventa difficile valutare perché noi abbiamo visto il lancio di fumogeni verso il settore di tribuna che ospita i tifosi del Palermo appena sono entrati nel loro settore. Allora, dal 12° minuto e 30 secondi del secondo tempo si riprende a giocare, calcio d'angolo in favore del Catania, colpo di testa di Barzagli che prova ad allontanare, rimane in attacco la squadra di Marino con Caserta. Caserta lo chiude Di Michele riesce a fermare Caserta senza concedergli né calcio d'angolo né rimessa laterale. Insiste Di Michele, poi affida la battuta lunga a Corini, il colpo di testa da parte di Stovini. Di Michele ha messo giù ma gli ha subito soffiato il pallone Spinesi, un errore da parte di Caserta. Di Michele in lotta con Baiocco, ancora Baiocco che prova a liberarsi per il tiro, poi il tentativo di Colucci di mettere dentro, Spinesi che va giù, Caserta pareggiato, 1-1, pareggio del Catania al 13° minuto del secondo tempo, il pareggio di Caserta, 1-1 e va sotto la curva, lui se l'è tolta la maglia e per questo verrà ammonito. Sì, ma non gliene può fregare di meno perché questo è un gran gol, quindi anche se prende l'ammonizione per lui è uguale. Comunque qui si vede appunto dopo tanto tempo che uno rimane fermo, entri in campo che non hai la concentrazione di come quando inizi la partita, e qui ce ne siamo accorti appunto come ha subito il gol Palermo. 1-1 in parità dunque il derby di Sicilia. Rivediamo l'arrivo di Caserta che va di controbalzo, colpisce a botta sicura. È un gran gol quello di Caserta, centrocampista rivelazione al suo esordio in Serie A. Caserta tra l'altro sale a quota 5 in classifica marcatori. Eccola qua l'azione, colpo di testa di Barzagli, Caserta con grande freddezza mette dentro l'1-1 e va a prendersi l'inevitabile cartellino giallo. Stretta di mano all'arbitro Messina, ammonizione per Caserta, 1-1, quinto gol in campionato per Caserta che raggiunge Corona. È il gol numero 30 messo a segno dal Catania e arriva dunque al 14° del secondo tempo, secondo minuto dopo la ripresa del gioco, e siamo al 19° minuto del secondo tempo. 19° minuto del secondo tempo, si è ripreso a giocare da 6 minuti e mezzo allo stadio Massimino e poco dopo la ripresa del gioco Caserta ha pareggiato il gol che era stato messo a segno da Caracciolo. 1-1. Qui si appoggia Stovini sulle spalle di Caracciolo e c'è calcio di punizione in favore del Palermo. Sta per battere Corini, palla dentro di Corini, tentativo di Caracciolo. È stato bravo Stovini ad anticiparlo qui. Edusei. Cassani, fallo nei confronti di Edusei, la punizione è del Catania. Occhio a Simplicio che poco fa su azione sta per battere Corini. Sempre pericolosi queste punizioni, lui le batte molto bene tese. Sul primo palo di Ana c'è anche Simplicio, tentativo di Michele, l'ha presa con una mano e poi mette dentro il gol del 2-1. David Di Michele, 2-1, va a protestare Pantanelli, chiedono il fallo di mano, ha segnato Di Michele, Palermo in vantaggio, tutto il Catania sta protestando con Farina che ha dato il gol di Di Michele. 2-1, Palermo in vantaggio con Di Michele al 38° minuto del secondo tempo. Di Michele ha realizzato il suo gol numero 6 in campionato. Ecco la punizione di Corini. Attenzione che i tifosi del settore ospiti sono pregati. Prima sul braccio, poi sulla gamba. Una carambola che evidentemente Farina considera involontaria. Qui c'è, eccolo qui. Qui la tocca con la mano, poi sulla gamba e va dentro.
Farina l'ha considerato, come hai detto giustamente te, involontario, e concede il gol. Prima una trattenuta al centro dell'area di rigore, ma la cosa più importante è il tocco col braccio. Eccolo qua, è un rimbalzo, lo considera involontario Farina, e poi Di Michele mette dentro una carambola, un gol quasi involontario, possiamo dire, Franco, perché non si è accorto neanche lui, è stato molto bravo ad andare incontro al pallone. È andato incontro, in corsa, ha colpito con la mano, poi credo sul ginocchio, gamba, la palla è andata dentro. Vediamo se scelgono di tirare direttamente in porta. Si era preparato Spinesi, Mascara gli ha detto ci provo io. Questo è quello che abbiamo visto dalla tribuna. Si era preparato il pallone Spinesi, Mascara è andato lì a dirgli lo batto io. C'è anche Pantanelli oltre la linea di metà campo, si allontana Spinesi, ci prova Mascara, è l'ultima possibilità per il Catania. Mascara, grande intervento in calcio d'angolo da parte di Fontana. Sul tiro di Mascara all'incrocio dei pali, Fontana ha allontanato il pallone in angolo, c'è ancora un'occasione, anche Pantanelli va nell'area di rigore, va Pantanelli nell'area di rigore, Mascara, palla giocata all'indietro verso Caserta, Caserta ha sfiorato l'incrocio dei pali, il tiro di Caserta sul fondo, e Pantanelli va a riguadagnare la sua area di rigore quando mancano 30 secondi alla fine del recupero. Parecchia agitazione pure sulle panchine di Guidolin e di Marino. Ha rinviato Fontana, protagonista di un ottimo intervento sulla punizione di Mascara. Finisce qui, ha vinto il Palermo che sale a quota 42 in classifica. Una grande vittoria del Palermo che interrompe un ciclo di 7 trasferte senza vittorie e torna a vincere. L'aveva fatto per l'ultima volta il 14 gennaio. Lo festeggiano davvero come se fosse un grande successo gli uomini di Francesco Guidolin. Dall'aspetto positivo, Guidolin, questa vittoria che mancava da un po' di tempo, arrivata in un momento particolare della sua squadra. Sì, cominciamo da qui e cominciamo dal dire che abbiamo 42 punti e 42 punti in classifica. Il Palermo non li aveva mai fatti dopo appena un girone e qualcosa. Cominciamo anche a dire che questa è la quinta vittoria fuori casa, che ci mancava da un po' di tempo indubbiamente. E queste sono le cose della gara, una gara vibrante, anzi 2 gare, perché purtroppo noi, anche loro, abbiamo giocato 2 gare, ma credo che il fatto di giocarne 2 abbia penalizzato un po' di più noi e soprattutto abbia penalizzato lo sport, quello che è successo qui stasera, molto, e sono molto deluso di ciò perché non si può andare avanti così. Ecco, siamo arrivati quindi all'aspetto brutto, negativo di questa serata. Intanto per tutto il primo tempo i vostri tifosi non c'erano, si dice che c'è stato un problema con i pullman, hanno perso la strada, poi sono arrivati, è arrivato anche tutto quello che ha portato alla sospensione di 33 minuti della partita. A un certo punto sembrava che non si potesse più giocare. Cosa è accaduto all'interno degli spogliatoi? Che cosa vi dicevate? No, noi non sapevamo niente, eravamo solo in attesa di notizie, siamo rientrati perché non si poteva più respirare. Ma questo è in senso metaforico se non capiamo che il calcio è uno sport, se non ce lo mettiamo bene in testa che per quanto si possa sentire un derby, insomma deve restare tutto nell'ambito della sportività, veramente non si respira più nel mondo del calcio perché questa è veramente una cosa che offende, se quello che è successo stasera qui secondo me offende lo sport e anche una città secondo me civile, bella come Catania, perché io non so, non voglio dire chi è stato e chi non è stato, però noi siamo stati scortati con 50 poliziotti nell'albergo di tutta la giornata di ieri e di questa mattina, sembrava di essere in un paese in guerra. Siamo arrivati allo stadio e siamo stati accolti da arance, uova, bottiglie sul pullman. Nel campo noi stavamo vincendo la partita, adesso può darsi se sono stati i nostri tifosi sono proprio degli imbecilli, veramente non so cosa potrei dire se li avessi qua uno per uno, ma non si può durare così, non può durare se non recuperiamo certi valori, non può durare. Mi dispiace ma non può durare. Quello che è successo, io all'inizio della seconda partita ero imbambolato come i miei giocatori, infatti abbiamo preso gol. Ma dire perderla o vincerla la seconda partita cosa poteva cambiare? Cosa poteva aggiungere a una giornata così nefasta per lo sport? L'abbiamo vinta, ma non è soddisfatto fino alla fine, ecco, non è una vittoria che può godersi. Sono soddisfatto fino all'1-0 quando si giocava,
quando il Catania ha dimostrato di essere una buona squadra, perché non ha assolutamente bisogno di altro il Catania se non di giocare e di continuare il suo bellissimo campionato. E il Palermo uguale, è stata una partita accesa, i giocatori si sono rispettati e quella partita lì la vincevamo noi 1-0, dopo il resto poteva finire in tanti modi. L'abbiamo vinta noi e ci soddisfa perché è vero che siamo uomini di sport e noi facciamo questo per lavoro e questo ci spinge in avanti in classifica e noi guardiamo le nostre cose, però se ci voltiamo un attimo indietro veramente arriva dentro di noi una tristezza infinita. Scusate, vi interrompo soltanto un momento, Giorgio, perché io vorrei che si finisce qui l'amministratore delegato del Catania, perché noi stiamo parlando di qualcosa ma è successa una cosa molto grave. Io invito qui l'amministratore delegato Lo Monaco a dirci che cosa è accaduto. Purtroppo, Giorgio, è una bruttissima notizia. Ma mi dicono che un poliziotto è morto, non so come, non so, aspettiamo ancora la conferma ufficiale, è all'ospedale Garibaldi. Non so, parlare di calcio non penso sia perfettamente inutile, anzi io con questo io personalmente ho finito, esco dal mondo del calcio, non mi riconosco assolutamente in tutto questo, vivo intensamente per il calcio, l'ho amato tutta la vita e così mi sembra assurdo, non ho parole. Ecco, ma è una notizia ufficiale questo, perché è importante insomma capire se è stata confermata ufficialmente. Ospedale Garibaldi. Mi è arrivata qualche minuto fa, quindi... Da chi è arrivata questa notizia? Ma dai nostri addetti alla sicurezza, quindi voglio sperare con tutte le mie forze che non sia vero, però no, non è più calcio, non è più calcio. Foschi. Non lo sapevo, questo non lo sapevo, non avrei parlato, abbiamo parlato della partita, di questo episodio, non sapevo di questa cosa qui, l'ho saputo dallo Monaco e non ho più voglia di parlare nemmeno io. Vi ripeto, guardate queste immagini, ma che cosa abbiamo vinto? Abbiamo perso tutti. Questa sera abbiamo perso tutti, questa è la verità. Tutto qua, scusate, ma io se è vero mi auguro che sia una roba non vera, perché se fosse morto un poliziotto, un padre di famiglia per un incontro di calcio vuol dire che allora ha ragione. Non so, buonasera a tutti e vi scusate. Sì, scusate perché veramente prima di dire una cosa qui bisogna sempre... Non è confermato. No, scusate. Allora Giorgio, le ultime notizie freschissime sono molto importanti, però io prima di dirle vorrei fare un'ulteriore verifica. Scusate, ma prima di dire le cose volevo aspettare un attimo. Quindi se avete un paio di minuti di pazienza riprendo la linea fra un paio di minuti, Giorgio. Io non so, perché vedo Giovanni guarda là, vediamo se arrivano altre informazioni. Giovanni. Sì, e purtroppo c'è la conferma, è uscita un'agenzia ANSA, un agente del reparto mobile della questura di Catania è morto dopo essere stato colpito al volto da una bomba carta all'esterno dello stadio dopo questi incidenti. Purtroppo la prima notizia che avevamo dato era questa: scontro con i tifosi del Catania, colpito al volto da una bomba carta ed è morto questo agente del reparto mobile, ed è una notizia confermata da fonti delle forze dell'ordine. E allora, no. Sì, la notizia che vi do io è che praticamente ospedale Garibaldi praticamente si parla di stato di emergenza, più di 100 i feriti negli scontri nel derby. Questa è la notizia del momento, dunque stato d'emergenza, dunque è una situazione davvero pesantissima. L'avevo detto nel precedente collegamento che stavano arrivando un numero cospicuo di poliziotti, perché c'è stato questo contatto proprio tra forze dell'ordine e tifoseria del Catania, perché si sembra che si siano aperte le porte antipanico qui proprio in prossimità della curva e ci sia stato questo impatto, questo contatto violento tra le parti. Dunque stato d'emergenza all'ospedale Garibaldi, addirittura 100 persone coinvolte. Sembra davvero un bollettino di guerra, invece era una partita di calcio. A voi. È il 13° minuto del secondo tempo allo stadio Massimino di Catania. La violenza esplode all'improvviso. Gli ultras del Catania cominciano a lanciare petardi e fumogeni contro i tifosi del Palermo appena entrati allo stadio. Polizia e carabinieri intervengono, l'arbitro sospende la partita. Sembra tutto finito, ma fuori è già divampata la guerriglia. È l'inferno.
Ci sono scontri, vengono incendiati cassonetti, automobili, motorini. È la furia cieca di chi è tutto tranne che sportivo. Ci sono caroselli dei blindati che cercano di disperdere i facinorosi, i gruppi più violenti. L'ispettore capo della polizia Filippo Racciti, 38 anni, è nell'auto di pattuglia. Qualcuno lancia all'interno una bomba carta che uccide il poliziotto. Gli altri agenti tentano di rianimarlo, ma non c'è nulla da fare. La madre arriva all'ospedale Garibaldi, chiede fatemelo vedere, poi implora date aiuto a mio marito, sta male. L'ispettore Racciti lascia moglie e 2 figli. Intanto fuori altri feriti, più di 100. Un'altra agente grave, al pronto soccorso arrivano anche dei carabinieri feriti. Una pagina tra le più buie, per quello che un tempo si chiamava calcio ed era il nostro orgoglio. Ben trovati, ancora in diretta su Sky TG24, è finito in tragedia derby siciliano Catania-Palermo. Un ispettore capo di polizia, Filippo Racciti, 38 anni, è morto questa sera durante gli scontri tra forze dell'ordine e tifosi durante e dopo l'incontro contro il Palermo del Catania. L'agente è stato colpito al volto da una bomba carta, mentre si trovava all'interno della propria auto. È morto dopo essere stato trasportato all'ospedale Garibaldi di Catania, lascia la moglie e 2 figli piccoli. I disordini sono scoppiati e poi continuati all'esterno dello stadio di Catania Massimino, dove è terminato l'anticipo della 22esima giornata di Serie A, lo ripetiamo, tra Catania e Palermo. Le telecamere di Sky hanno ripreso un fitto lancio di oggetti da parte di numerose persone nei confronti di vetture della Polizia di Stato che stavano cercando di disperdere i facinorosi. Sul luogo erano giunti centinaia di agenti in tenuta antisommossa, erano circa 1500 gli agenti schierati per la sicurezza di questa partita che era stata annunciata come calda. Già all'andata c'erano state avvisaglie di quello che poi sarebbe successo, tifoserie che sono divise da una lunga rivalità. Abbiamo in diretta Francesco Lamiani di Teleradio Mediterraneo, lo sentiremo più tardi. Andiamo in diretta alla Federcalcio che ha deciso lo stop per tutti i campionati di Serie A, B, C fino alle giovanili. Lì per noi c'è il nostro Valerio Iafrate perché ci sono altre ulteriori notizie dell'ultima ora. Valerio. Sì, grazie Marco, buonasera. Allora, non soltanto i campionati si fermano, ma si ferma anche la nazionale. Notizia di qualche minuto fa, notizia comunicata dal capo ufficio stampa, dal capo delle relazioni, responsabile delle relazioni esterne Antonello Valentini, perché un vertice che comprendeva anche Gigi Riva, che ho qui accanto a me, che ringrazio per la sua cortesia, ha immediatamente deciso di bloccare anche la nazionale. Dunque non gioca l'Under 21, non giocherà martedì a Chieti e non si giocherà Italia-Romania. Non si gioca dunque Italia-Belgio a Chieti, non si gioca Italia-Romania a Siena. Sì, appunto, il commissario mi ha telefonato, convocato urgentemente per la decisione che aveva già preso, quella di fermare i campionati, e di conseguenza si è deciso di fermare anche la nazionale per dare un segnale positivo, in senso che bisogna intervenire in qualsiasi modo, e quindi era impensabile fermare il campionato e domani sera dare i convocati per le partite. Avviseremo Belgio e Romania delle difficoltà che abbiamo incontrato, dei problemi che purtroppo abbiamo nel nostro paese, ma non era assolutamente possibile giocare davanti a situazioni di questo genere che si ripetono purtroppo da troppi anni con una certa frequenza. Da uomo di sport, da simbolo del calcio italiano, quanto è doloroso questo momento per Gigi Riva? Ma sai, io come detto ne ho passati, ne ho viste di partite, sono diversi anni. C'è una prima convocazione, diciamo, nel professionismo nel 62, poi ho continuato in federazione. Quello che mi preoccupa è il fatto, ma è che noi ci accorgiamo di queste situazioni solo purtroppo quando ci sono situazioni di questo genere. Quante volte ci siamo ripetuti a dire nelle disgrazie che sono capitate negli stadi, incidenti, razzi, bisticci, e purtroppo si verificano con una certa frequenza, quindi noi diamo un segnale, diciamo, calcistico importante, però credo che per fermare questo tipo di situazioni ci voglia un intervento duro, un intervento forte, un intervento decisivo proprio. Non basterà dunque un blocco di un campionato, di un fine settimana. Probabilmente il blocco, anche lo stesso Pancalli lo ha fatto capire, si protrarrà anche a questo fine settimana. La nazionale non gioca e dunque si va verso uno stop
per riflettere, per pensare e per cercare delle misure drastiche, ha detto il commissario. Questo è il segnale maggiore che potevamo dare noi. Noi oltre a questo non abbiamo la possibilità di creare né leggi né situazioni che possano risolvere questi problemi. Noi abbiamo sentito il dovere di fermare il commissario, come ha detto, il campionato, e quando mi è stato chiesto un parere, dopo aver sentito Donadoni e Casiraghi, fermiamo anche le nazionali. È chiaro, ci saranno delle situazioni che verranno modificate, affronteremo tutti quelli che saranno i disagi, ma è impensabile continuare ad andare avanti oppure fermare il campionato e ripresentare mercoledì la nazionale o martedì la nazionale a Chieti e mercoledì a Siena. È troppo poco, ci deve essere una settimana di tempo per riflettere e anche per prendere decisioni, perché sono gli uomini che possono modificare questa situazione. Noi il nostro gesto lo diamo perché sentiamo veramente il problema, soprattutto perché è stato nel calcio, nel mondo del calcio tanti anni come me, però sono gli uomini adesso, gli uomini che hanno potere, che devono intervenire. Grazie a Gigi Riva per la sua cortesia. Allora, lo abbiamo sentito, si ferma tutto il calcio italiano, si ferma per questo fine settimana, si fermano le nazionali, non si gioca Italia-Belgio a Chieti martedì, nazionali under 21, non si gioca Italia-Romania mercoledì a Siena, sarebbe stata la prima volta per Siena di ospitare una partita della nazionale. Il calcio italiano si ferma, è questa la decisione del commissario straordinario Luca Pancalli. Sentiamo. Come voi sapete, abbiamo immediatamente bloccato tutti i campionati. Ovviamente il mio primo pensiero va alla famiglia della gente così in maniera allucinante, che ha perso la vita in maniera allucinante. Ho sentito immediatamente il presidente del CONI Petrucci, tutte le componenti del mondo del calcio, il ministro Melandri con il quale sono in contatto. La decisione è stata immediata e è stata appunto quella di bloccare tutti i campionati. Immediata e unanime. Prego? Immediata e unanime. Immediata e unanime. Non si può più andare avanti così. Non ha nulla a che vedere con il calcio, quello a cui stiamo assistendo. Il calcio italiano si ferma e si fermerà fin tanto che non individueremo un percorso serio e drastico da consentire la possibilità di riprendere i campionati, ma affinché questo possa avvenire per l'esplicazione di uno sport e non di altro. Io credo che sicuramente non è sufficiente, assolutamente. Io ho parlato anche con il ministro Melandri non più tardi di un paio di minuti fa. Ovviamente mi risulta esserci stato un consulto con il ministro Amato e con il presidente del Consiglio Prodi. Noi da lunedì apriamo immediatamente un tavolo di emergenza per individuare quelle misure drastiche per consentirci di poter ripartire, altrimenti noi non ripartiamo. E francamente vi dico pure, ma qua forse è l'uomo che parla e non il dirigente sportivo, che se dovessimo perdere Euro 2012 per questo forse ce lo meritiamo. Ci sono alcune notizie di cronaca che vi possiamo dare in merito a quanto è successo. Intanto qualche assicurazione riguardo a chi è ricoverato al Garibaldi. Nessuno risulta in pericolo di vita tra i feriti ricoverati nell'ospedale di Catania dopo gli scontri. Le condizioni più serie sono quelle di 2 poliziotti, uno di loro è ricoverato in rianimazione. Tutto questo sarebbe dovuto solamente a esigenze logistiche legate agli esami diagnostici che devono essere completati, tra i quali anche un attacco. Un altro poliziotto invece al momento è in osservazione per un trauma cranico subito durante i disordini quando è stato investito da uno scooter ed è caduto in terra battendo il capo. C'è un'altra notizia riguarda le forze dell'ordine che avrebbero bloccato e condotto in questura e nella caserma dei carabinieri una ventina di persone per controlli. Sarebbero quasi tutti ultra del Catania fermati durante gli scontri, la cui posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica. Torniamo all'inizio, a quello che è successo. A quando è cominciata la furia dei tifosi e l'attacco alle forze dell'ordine, ce lo può raccontare un testimone, Francesco Lamiani, un collega di Teleradio Mediterraneo che è collegato con noi in questo momento. Francesco, buonasera. Sì, buonasera dall'ospedale Garibaldi di Catania, vi parlo
Accanto a me c'è un componente della famiglia Raciti, quindi io darei prima la priorità, se voi siete d'accordo, a un cugino della vittima che voleva rilasciarci una dichiarazione, se per voi va bene. Sicuramente Francesco. Allora, voi avete chiesto in pratica, dite che è assurdo che si possa morire? Che si possa morire così per una partita penso che sia abbastanza assurdo. Sarà assurdo anche se si effettueranno i festeggiamenti a Catini, penso che Catania glielo deve. E questo è tutto, penso. Non penso di poter andare avanti Ciccio. Ecco, avete sentito quello che ha detto questo cugino, si chiama Giuseppe Raciti, un parente della vittima, l'ispettore Raciti deceduto appunto allo stadio Angelo Massimino. Vorrei cercare di ricostruire, anche grazie a quello che ci hanno detto alcuni inquirenti che stanno studiando attraverso i filmati che sia dalla scientifica e i filmati che verranno raccolti nelle prossime ore da tutte le emittenti che hanno effettuato dei servizi o delle riprese durante il derby, stanno cercando appunto di ricostruire la dinamica. A quanto pare la bomba carta sarebbe stata lanciata da una zona della curva nord verso via D'Amico, che è la strada che cinge nel settore appunto settentrionale lo stadio Angelo Massimino. La bomba sarebbe entrata nella vettura di servizio in cui si trovava Raciti, che sedeva sul lato del passeggero, e lì la deflagrazione. Vani tentativi di rianimarlo, anche se per un'ora, a quanto pare, secondo quello che ci diceva anche il direttore ospedaliero del Garibaldi, il dottore Navarria, Raciti avrebbe respirato, però poi non ci sarebbe stato più nulla da fare. Poco fa, anche se non ha voluto parlare alle telecamere e ai microfoni, ma comunque ci ha reso questa dichiarazione il procuratore aggiunto Renato Papa, che insieme agli altri procuratori che è presente qui all'ospedale Garibaldi, ha detto che sono al vaglio degli inquirenti appunto l'esame di tutti i filmati fino realizzati, e vuole fare chiarezza se tutte le misure di sicurezza sono state realmente effettuate, sono state realmente portate a termine nell'ambito del controllo di questa delicata partita. Avete sentito poc'anzi il parente della vittima, diceva come può una città che si è fermata che ha chiesto che si anticipasse una partita importante come Palermo festeggiare la festa di Sant'Agata. Ecco, la festa di Sant'Agata, per chi non lo sapesse, è una celebrazione molto partecipata che si consuma in questa terra da secoli e secoli, e sono migliaia, centinaia di migliaia le persone che nei giorni della celebrazione si riversano nel capoluogo etneo. Tanta la passione, tanta la fede. Adesso le risposte le dovranno dare sicuramente chi è preposto all'esecuzione, allo svolgimento di questo tipo di festa. Tornerei da Candido Cannavò. Dopo tutto questo giro d'orizzonte, di fronte a queste immagini della tua città, abbiamo detto ci ritroviamo qui periodicamente. Non è un rituale del quale siamo francamente stanchi. Vorremmo effettivamente che succedesse quello che è successo in Inghilterra, in cui le famiglie vanno allo stadio. In Francia è successo la stessa cosa, probabilmente perché ci sono delle misure che puniscono severamente i responsabili, che nello stadio non mettono piede, che vengono sbattuti dentro se serve. Candido, io aggiungerei, scusa, se posso aggiungere a quanto detto Marco, una brevissima domanda per te. Tu hai lavorato molto anche nei carceri, sia nella tua città che a Milano come volontario, quindi conosci bene l'emarginazione. Ma chi sono queste persone che sono andate allo stadio per ammazzare un ufficiale di polizia? Perché poi questo si è trattato, sembra quasi una sorta di premeditazione. Che forze ci sono là fuori? Certo, c'è un substrato urbano a Catania da tanto tempo, questo non lo ignoriamo. Io volevo chiedere, io mi chiedo, ho l'impressione che negli incidenti di Catania e soprattutto nel doppio incidente, quello del derby della seconda giornata con il Messina e quello di oggi, c'è una specificità, cioè guerra alla polizia aspettando di una partita particolarmente attesa. E allora vorrei chiedere al presidente del Catania, cui esprimo la massima delle solidarietà, perché io capisco un uomo che è riuscito a portare dopo 23 anni, 33, non mi ricordo nemmeno quanti, la squadra nella Serie A e a portarla con questa dignità, con questa bellezza, perché ha espresso un gioco molto piacevole e un comportamento anche buono, quindi la mia solidarietà c'è tutta.
lei riesce a immaginare qualcosa di contrario a questa bella realtà? Perché conoscendo le cose siciliane, ogni cosa che si realizza pare che scateni una reazione contraria, perché si trova veramente qualcosa di specifico. Uccidiamo questa bella realtà nuova, perché è preciso nei momenti cruciali in cui la squadra vive le cose più belle, si scatena questa forza di distruzione. È una domanda, lo so, inquietante, ma lei può dirci qualcosa in tal senso? Il presidente del Catania, Pulvirenti, ha ascoltato quello che ha detto Cannavò? Sì, ho ascoltato attentamente. E io non credo a questa ipotesi, onestamente. Almeno non voglio crederci, cioè non posso pensare che c'è gente che apposta cerca di rovinare quanto di buono la città tutta ha fatto, perché non è solo la dirigenza. Questo appare però, se sia una causa oppure un pretesto il calcio, è questo che dobbiamo chiederci, se non venga sfruttato come... Prego. Sì, lo so, però diciamo il risultato conseguito è quello della città intera, cioè non è solo della dirigenza, quindi alla fine stiamo parlando comunque di una minoranza di persone, di una piccola minoranza che però devasta. Io sono stato all'ospedale, ho visto quello che c'era, francamente, guardate, è inimmaginabile, cioè sembravamo in un campo di battaglia, cioè sono cose che veramente col calcio non hanno nulla a che fare. Io non credo che ci possa essere qualcuno che voglia a priori distruggere questo giocattolo. Adesso abbiamo per TV7 una dichiarazione del Presidente del Consiglio Romano Prodi, è stata raccolta dalla collega Lisa Bellocchi. Sentiamo cosa ha detto Romano Prodi. Ma sono rimasto scioccato. Appena il ministro Melandri mi ha detto della notizia, ho detto bisogna reagire assolutamente, perché non è possibile che lo sport diventi lutto e delinquenza. E quindi ho approvato in pieno la decisione di sospendere il campionato per questo weekend, e bisognerà anche molto riflettere su cosa fare, perché non è che si possa riempire gli stadi di polizia o di carabinieri. Qui veramente c'è bisogno di una educazione forte, di una disciplina su queste cose, perché 6 mesi fa abbiamo vinto lo scudetto, il campionato del mondo, era una gioia, no? E adesso questa tragedia è un segno bruttissimo. Un pensiero che va anche a questo padre di 2 figli. Ma è la cosa più grave, è il primo pensiero che va al morto. Io ho sperato fino a poco fa che ce la facesse, proprio voglio dire alla famiglia che siamo vicini, perché è morto nel tentare di evitare le tragedie, è morto nel servizio, è morto veramente dando la vita per il suo lavoro e per la nostra sicurezza, ma non può più andare avanti una situazione di questo genere, di rischiare la vita per un'interpretazione sbagliata dello sport. Ecco Presidente, lei come pensa che interpreteranno gli italiani, che senso vorranno dare gli italiani a questo fine settimana senza calcio? Meditazione, insomma, ci penseranno su. Credo che bisogna farcene una ragione collettiva di questi problemi. Ripeto, non è possibile continuare in questo modo. Era il 2 febbraio del 2007. Abbiamo qui con noi Valentina Mammino. Grazie tanto per aver accettato il mio invito grazie a te. A partecipare a questa edizione speciale di Penalty che sta racchiudendo praticamente le 7 stagioni del Catania in Serie A, le 7 stagioni firmate chiaramente Pulvirenti. Certo. Allora, il 2007, un anno bruttissimo, no Valentina? Il 2007 è un anno brutto, poi abbiamo visto queste immagini, fa male ripercorrere quei momenti, anche perché questa partita è arrivata
arrivata in un frangente in cui c'era tanto entusiasmo, ricordo. Anche troppo? Eravamo euforici, elettrici, eravamo quarti in classifica, Sì. poi eravamo una matricola, quindi è chiaro, no? Si parlava di Champions. Sì. Oggi parliamo di Europa League e ci sembra già una conquista Eppure pazzesca. nella prima stagione davamo veramente allora messi molto bene in classifica. parlavamo già di Champions League, quindi poi immaginiamo va a succedere una tragedia di questo tipo che oltre chiaramente ad avere ripercussioni, quella che è stata proprio la vicenda umana della famiglia Raciti, della perché famiglia comunque Raciti. non dimentichiamo è morto un essere umano, quindi poi a volte si dimentica, ormai sembra un dato acquisito, Sembra una lontano, persona invece è ancora ha vivo. perso la vita per una partita di calcio. Sono cose che non devono accadere mai più, Mai. per fortuna non sono più accadute, anche perché sono stati posti in essere Tutto i correttivi. questo dopo questa partita, Ecco, no? esatto, tutti quei correttivi, quella normativa sulla sicurezza, e quindi in questo insomma diamo merito, tra virgolette. Involontariamente questo 2 febbraio del 2007 ha lasciato un segno anche nel comportamento che poi dopo a seguire negli anni sia la federazione ma anche il pubblico ha compreso e capito. I tifosi oggi sono molto più educati appunto allo sport, alla sportività, quindi non si sono più verificate situazioni tanto estreme, e quindi insomma Chiaro. questo è Come- l'unico risvolto positivo di questa vicenda drammatica, È vero, che quindi è ci ha vero. colpito sia per appunto la tragedia Raciti, ma ci ha colpito anche poi come tifosi del Catania, perché ricordiamo la sanzione pesantissima inflitta alla squadra, che fu costretta poi a giocare poi si salvò l'ultima giornata. tutte le partite in Fuori casa, dovette giocarle in campo neutro e a porte chiuse. Senti, tu come giornalista come hai vissuto quel 2 febbraio? Io credo che dal punto di vista giornalistico sia stato anche uno scossone fortissimo. Guarda Ettore, io ancora non ero giornalista nel Vabbè, 2007, diciamo, però quindi, facevi già la diciamo, ecco, questo per mettere i puntini su lei. Però è chiaro, è una situazione forte, non pensi di doverti trovare davanti ad una tragedia simile quando parli di sport. Chiaro, Quindi è poi impensabile, appunto, impensabile. torniamo sempre lì, è impensabile che un padre di famiglia perda la vita così, ma poi appunto può essere anche un tifoso, ecco, quante volte si sente parlare di tafferugli, di ragazzi che restano feriti. Lì ci fu l'eccesso, Ecco, effettivamente. Lì, insomma, siamo andati oltre. Il Catania Calcio cosa ha imparato dal 2 febbraio 2007? Ha imparato sicuramente a gestire in maniera ottimale quello che è innanzitutto l'afflusso dei tifosi allo stadio, perché adesso comunque diciamo chiaramente in relazione anche a quelle che sono state le normative, quindi tutti si sono dovuti adeguare, adesso c'è un maggior controllo, c'è il prefiltraggio, i biglietti sono nominativi, insomma ci sono tutte quelle regole, poi anche cose magari banali, non puoi portare l'ombrello allo stadio, non puoi portare la bottiglietta d'acqua. Che prima erano fattibili, adesso non lo sono più. Tante cose che comunque hanno sicuramente innalzato lo standard di sicurezza anche all'interno il tipo degli di stadi. pubblico Adesso vediamo le famiglie più allo familiare, stadio, molte più famiglie, cosa che È magari vero. si vedeva di meno prima. Quella fu la prima stagione del Catania targato Pulvirenti in Serie A, parliamo della stagione 2006-2007, adesso siamo arrivati alla settima, 2012-2013, ma io credo che quella prima stagione di Pulvirenti, a parte per questo grande fatto di cronaca, sia stata comunque una stagione da immortalare. Hai detto bene tu in apertura, una stagione che all'inizio insomma ha fatto sognare tutti i catanesi. Oltre a questa partita drammatica del Palermo, c'è stata qualche altra partita che ricordi con tanto piacere, e soprattutto qual è la partita più emozionante? Ma io credo che un po' tutti i tifosi ricordino con tanto piacere la prima partita in assoluto in Serie A, innanzitutto proprio perché è la prima che giochi dopo 23 anni, che giochi in Serie A, certo. E quindi quella al Sant'Elia contro il Cagliari, Gol e di poi Corona, mi pare. bellissimo gol di Corona, che ci consegnò la prima vittoria in Serie A, ma importante la prima vittoria in in trasferta, quindi insomma proprio il massimo. A quella partita sono particolarmente legata perché c'era anche un po' quella incredulità, perché poi sai, inizi il cammino della Serie A con tante incognite, tanti punti interrogativi, quindi non ti aspetti di andare subito, partire in trasferta pronti su via, porti a casa 3 punti, voglio dire. Poi sappiamo bene
bene che il tabù trasferta ha afflitto il Catania anche negli anni successivi, in questi anni, poi quindi cominciare con una vittoria in trasferta proprio il massimo. E poi la partita grande gol di Re Giorgio Corona, che è Certo. rimasto poi con grande affetto nel cuore di tutti i catanesi. Senti, invece la partita più emozionante che ricordi con tanta emozione? Ma sicuramente maggior trasporto l'ultima partita, quella contro il Chievo, la salvezza. sì, sul neutro di Bologna, andammo lì a giocarci proprio la permanenza nella massima serie. Restavamo in Serie A noi o restavano in Serie A loro? Fu una partita drammatica. Allora, una partita drammatica, e devo dire, forse con una parola, forse rendo meglio l'idea, molto triste. Sì. Triste perché poi, sì, noi magari eravamo contenti alla fine, però mi dispiaceva particolarmente per il Chievo, perché Chievo, capivo comunque la favola Chievo, perché sì, quella del Chievo era stata una che si favola, no? smontava, La ricordiamo sì, tutti. è vero. Artefici della fine di quella favola. È vero. Sono contento che hai ricordato questa partita, perché effettivamente è stata la partita dell'emozione a 360 gradi, sia dal punto di vista dirigenziale, ma con i giocatori in campo che insomma credo che hanno dato tantissimo. Poi le lacrime ce le ricordiamo tutti, di Baiocco, di Mascara, di Caserta, di Spinesi. Spinesi non giocò, però era lì a bordo campo insieme a Caserta, abbracciato al presidente, tutti in attesa del triplice fischio. Benissimo, allora io intanto ti ringrazio, ci rivedremo nella parte finale della puntata speciale di penalty, speciale Pasqua. Ci dovrai raccontare la partita che ti è più piaciuta in quest'ultima stagione, quella del 2012-2013. Va bene, perfetto. d'accordo. Allora noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra poco rientreremo in studio e parleremo ancora di una partita storica del Catania, della stagione 2007-2008, parleremo di Catania-Napoli. Ci vediamo dopo la pubblicità. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi un'edizione assolutamente speciale dedicata interamente al calcio Catania, con le 7 stagioni in Serie A, le 7 stagioni chiaramente firmate pulvirenti. Generalmente la nostra trasmissione non parla del Catania a 360 gradi, facciamo soltanto una pillola nella parte finale del programma, ma dato che i campionati di eccellenza e di promozione, nonché anche l'interregionale, sono fermi, ci è sembrato giusto in questa giornata di Pasqua essere ancora presenti con la nostra trasmissione, che vi ricordo va in diretta ogni domenica a partire dalle 19. Siamo presenti oggi appunto con questo speciale dedicato al Catania, abbiamo già messo da parte la stagione 2006-2007, adesso parliamo invece della stagione 2007-2008, la seconda stagione dell'era Pulvirenti in Serie A, e lo facciamo con una partita storica, la grande vittoria del Catania nei confronti del Napoli, una vittoria targata Walter Zenga. Arbitra Orsato, assistenti Romagnoli e Bianchi, quarto uomo Ciampi. È il Napoli che gioca il primo pallone di questo Catania-Napoli con Hamsik chiuso da Izco, la rimessa laterale in favore del Catania, e va a batterla uno dei due napoletani del Catania, Gennaro Sardo, l'altro sempre titolare è Ciro Polito. Tra i pali rosso-azzurri, mentre in panchina c'è una vecchia conoscenza del Napoli, ovvero Inasio Pia. Va Colucci a battere questo calcio piazzato, arrivano i saltatori del Catania, quindi sale Terlizzi, è rimasto invece dietro Stovini. Sì, perché c'è Sardo altrettanto molto alto, forte nel gioco aereo. Molto movimento in area di rigore, eccola la battuta, colpo di testa proprio di Sardo anticipato però da Domizzi, deve fischiare però Orsato, dice devo fischiare io, e quindi la punizione va battuta nuovamente dal Catania, ancora con Colucci. Tutto il Napoli tranne Lavezzi in area di rigore, è rimasto solo il Pocio a tenere davanti Stovini e Sabato. Tedesco parlotta un po' con Dusei, arriva anche Santa Croce. Stanno sicuramente provando uno schema, vedi? Molto movimento, parte proprio Colucci, palla bassa, il Catania è passato con Colucci, 1-0 per il Catania e il primo gol del Catania di Zenga. È stata una punizione laterale avvelenata, rasoterra, praticamente nessuno l'ha toccata, rasoterra, colpevole la difesa del Napoli, perché l'ha fatta, non si fa mai passare una palla a rasoterra in questa maniera, veramente ingenui i giocatori del Napoli. Certo, miglior inizio per il Catania non poteva esserci. E non la tocca proprio nessuno. Perché nemmeno Spinesi, che esulta da buon attaccante, credo che l'abbia toccata, vediamo. No, non la tocca proprio Spinesi, direttamente in porta la punizione
di Colucci. Avevi detto qui il Catania proverà uno schema, secondo te ha voluto tirare in porta? No, io credo che non era questa l'intenzione. C'era il movimento giusto degli attaccanti in area di rigore, però certo non credo che voleva crossare a rasoterra, anche perché 9 volte su 10 una punizione di questo genere è intercettata facilmente dai difensori. 13esimo, va a battere Savini, c'è Lavezzi che chiede subito palla, Savini non lo vede, si accorge adesso della presenza dell'argentino che però poi si allontana. Savini cerca la testa di Sosa, va il Pampa a fare da sponda, arriva Edusei, allontana il centrocampista ghanese, poi Spinesi contro Santa Croce all'indietro, Cannavaro. Sì, perché la posizione di Colucci costringe, o si deve abbassare quando è in possesso di palla, si deve abbassare Gargano, e vedi poi ancora attenzione. Sardo supera Savini, va al cross per Spinesi, 2-0 del Catania di Zenga. Spinesi, Che bella azione, bravissimo Sardo, è entrato con tempismo, il tempo giusto, stop a seguire molto bello, e ha depositato un pallone d'oro per Spinesi, che è stato un gioco da ragazzo per lui far gol a volta. Però posso dire una cosa, il Napoli veramente in fase difensiva un pochino troppo allegro, un pochino troppo con la testa a sottovalutare, con la testa fra le nuvole. Sardo è entrato troppo facilmente qui dalla parte di Savini. Sì, poi nessuno a chiudere, vedi, troppo. Poi Cannavaro troppa guarda facilità. Spinesi, lo perde. E Spinesi segna così il suo 6° gol in campionato, 2° gol consecutivo dopo quello segnato contro il Torino, che non è bastato a salvare la panchina di Baldini. Certo, un miglior inizio davvero per Zenga in Italia non poteva esserci. Beh, assolutamente, fantastico inizio, poi in una gara che ha un'importanza fondamentale per la squadra. Adesso certamente il compito viene facilitato perché il morale a 1000, 2 gol di vantaggio sono un bottino che praticamente, non dico che sia al sicuro, ma quasi. Gargano, passaggio per Lavezzi, alla fine la palla arriva comunque a Savini con un rimpallo, il cross è per Sosa, di testa sfiora quasi l'autogol Sabato, calcio d'angolo per il Napoli, 20esimo. Ancora Gargano avanza, nessuno chiude, Gargano può calciare, c'è una deviazione di Mannini, palla sul fondo, il Napoli rischia di segnare magari nella maniera più rocambolesca possibile. Sì, ha rischiato di rientrare in partita su un tiro, una deviazione di Lavezzi assolutamente fortuita, e qui Polito non avrebbe più, vedi, su un tiro sbagliato, strozzato. Mannini poi ci mette il piedino, e la palla esce. Sì, ha rischiato di mettere fuori causa Polito. Punizione di Hamsik, colpo di testa di Stovini. Di sicuro il Napoli ha già cambiato 3 volte pelle nel corso di 32 minuti. 3 moduli già cambiati per cercare di trovare la soluzione giusta. Adesso contropiede però. Izco allarga ancora per Vargas, sempre troppo libero da quella parte. Arriva Gargano. Ancora Vargas insiste, un altro passo rispetto all'uruguaiano. Ancora Vargas va al cross, Gianello non riesce a trattenere, poi arriva Pazienza. Di nuovo in diretta da Catania, dallo stadio Angelo Massimino, secondo tempo di Catania-Napoli. Il primo si è concluso sul 2-0 per il Catania con i gol di Colucci e Spinesi, tutto nei primi minuti, non ci sono sostituzioni, allora il Napoli giocherà questa ripresa con Gianello in porta, con Santa Croce, Cannavaro, Domizzi e Savini in difesa, una linea a 4 con Pazienza, Gargano e Hamsik, i 3 di centrocampo, Mannini, Sosa e Lavezzi per il tridente d'attacco. Così ha scelto Edi Reia poi nel corso della partita, cambiando più volte il modulo del suo Napoli. Il Catania di Zenga invece ricomincia da Polito in porta, Sardo, Terlizzi, Stovini e Sabato, i 4 difensori, Edusei davanti alla difesa, poi 4 giocatori dietro a Spinesi, sono Izco, Baiocco che è entrato al posto dell'infortunato Colucci, Tedesco e Vargas, e appunto Spinesi a fare da terminale offensivo. Tedesco lotta con Pazienza, finisce a terra, calcio di punizione per il Catania, che proprio su punizione ha sbloccato dopo 4 minuti con la traiettoria velenosa di Colucci, e poi è raddoppiato con una bella fuga di Sardo sulla destra e il tapin vincente di Jonathan Spinesi. L'angolo per i rossazzurri. Comunque si è rivelato produttivo per il Catania, indubbiamente rinforzare molto il centrocampo, creare una diga e ripartire. Qui anche su questo angolo, scusa Vincenzo, sì, tutti sul primo palo, ma adesso tutti vedrai che addosso a Gianello. 2 o 3 scatteranno fuori dall'area, vedi.
la battuta di Tedesco, la palla sul secondo palo dove arriva proprio Vargas, primo aggancio, secondo Vargas, che giocatore, che gol, 3-0. È fantastico, da un tiro sbagliato, vedi il giocatore davanti, mi pare Savini o Pazienza, si è voltato mentre lui calciava e gli è rimasta lì, e poi la prima volta può sbagliare, la seconda no, di sinistro. Poi un'esecuzione quella di Vargas, che ha messo la maglietta sulla bandierina, si è sparato ed è caduto. L'esultanza di Zenga, un calcio d'angolo battuto dal Catania cercando il secondo palo, ma qui un Napoli assolutamente dormiente, perché qui Vargas sbaglia 2 volte, Savini si ferma. No, ma Vargas poi ha voltato la schiena, vedi. Beh, troppo facile sinceramente, molto bravo. Poi sai, tu a Vargas gli puoi concedere una volta un errore di sinistro, non gli puoi concedere il secondo. È stato sicuramente la chiave della partita, cioè ha distrutto su questa fascia il Napoli fino a questo momento. 3-0, eccola qui l'esecuzione di Vargas che si spara, porta spasso ad Usei, ancora Lavezzi, entra di rigore, Lavezzi, il diagonale, Terlizzi riesce a salvare, ancora il Napoli, ancora il cross di Pazienza, Sosa chiuso ancora da Terlizzi, super Terlizzi, angolo, ancora Lavezzi, prova addirittura il tiro Lavezzi, Sosa la colpisce col ginocchio, ancora Savini dentro, traversa di Savini, non so quanto voluto. No, credo che lì voleva rimettere il pallone in mezzo, è venuto fuori un incrocio dei pali clamoroso addirittura. Gianello per Domizzi, sotto di 3 gol, il Napoli almeno adesso se la gioca. Sosa per Pazienza, il cross è per Calaiò, Terlizzi molto attento, ancora Pazienza, prova la conclusione, c'è una deviazione, la palla tocca il palo e va sul fondo. Sì, calciata molto bene, tra l'altro da posizione da molto lontano e senza praticamente rincorsa, la tenuta molto bassa. È stato molto bravo, ha preso il palo, toccato il palo ed è uscito. Forse c'era una deviazione di Stovini, però sarebbe stato calcio d'angolo. Sì, anche se mi è parso comunque Polito era abbastanza sulla traiettoria, ma indubbiamente almeno segni di reazione, occasioni per poter quantomeno salvare l'onore da parte del Napoli ci sono. Lavezzi lo vede, si gira adesso Hamsik, va in sovrapposizione Grava, il cross sul secondo palo, c'è Savini, al volo Savini sul fondo. Sì, il Napoli ha qualche sprazzo di lucidità, anche di trame interessanti, però la dimostrazione dimostra di non crederci più. D'altro canto 3 gol sono assolutamente pesanti, Gianluca, assolutamente pesanti e quasi impossibile da recuperare considerando le motivazioni che ha il Catania. Vargas lotta con Grava, poi Spinesi gli dà un pallone in profondità, ancora Vargas, entra dentro, Vargas in area di rigore, Vargas e guadagna un calcio d'angolo, un giocatore davvero fortissimo Vargas. Baiocco ancora per Sardo, splendida palla, Sardo va al cross, Spinesi al volo, grande azione del Catania. Però il Napoli dietro ne sta combinando veramente di tutti i colori. Prima 2 giocatori hanno fatto il fuorigioco e 2 no, e Sardo si è trovato, come in occasione del secondo gol, a servire una palla invitante a Spinesi, che ha tentato il gol fantastico, spettacolare, per un soffio non gli è riuscito. I tifosi del Catania applaudono perché vedono delle cose sicuramente diverse, hanno visto Sardo andare 2 volte al cross nel primo tempo decisivo per il gol, adesso quasi, insomma, sovrapposizione dagli esterni, partenza da dietro, un Catania spumeggiante anche dal punto di vista proprio del gioco. Bogliacino indietro per Domizzi, vediamo se il Napoli riesce a crossare da quella parte, va invece palla a terra con Gargano, c'è Lavezzi al limite, Lavezzi, palo ancora, Calaiò, posizione regolare, Calaiò, Polito, il Napoli non riesce a segnare nemmeno adesso. Terzo palo comunque della giornata dopo quelli di Savini e di Pazienza dal limite, e adesso questo di Lavezzi. Oltre che diciamo giornata sbagliata, l'approccio alla partita sbagliato, certamente tutti gli episodi sono girati contro al Napoli, perché neanche la soddisfazione
del gol della bandiera, che sicuramente almeno quello l'avrebbe indubbiamente meritato. Se gioca fino a domani non riesce a segnare il Napoli. È vero. Cross, Tedesco, poi di testa Pazienza, non riesce ad agganciare, ancora Tedesco. Non c'è fallo, dice Orsato, Lavezzi. Lui il gol l'avrebbe meritato di sicuro. In mezzo ancora per Domizzi. Bogliacino, il cross per Sosa, Polito, fuori gioco. Mancano pochi secondi a me alla fine, Polito se la prende comoda. D'altro canto Gianluca ha ereditato una squadra che comunque stava bene, perché io ero qua domenica scorsa contro il Torino e è stata praticamente una buona partita, molto sfortunata. Era finita però in un altro modo, con i fischi, la contestazione, invece oggi finisce con gli applausi da parte del Massimino per il Catania, per Walter Zenga. Stagione 2007-2008, la seconda stagione dell'era Pulvirenti in Serie A, con una storica e straordinaria vittoria al Cibali dell'era Walter Zenga. Parliamo della vittoria nei confronti del Napoli per 3-0. Ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, rimanete con noi in questa edizione pasquale di Penalty. Ogni domenica alle ore 19 l'appuntamento con Penalty, un appuntamento dedicato interamente al calcio dilettantistico, ma in questa edizione speciale di Pasqua abbiamo voluto dedicare interamente la puntata alla stagione del Catania in Serie A, alle stagioni del Catania in Serie A dal 2006 sino all'ultima, quella del 2012-2013. Parliamo adesso della stagione 2008-2009 e abbiamo scelto, per rappresentare quella stagione, la terza consecutiva in Serie A dell'era Pulvirenti, una bellissima vittoria del Catania nei confronti del Torino con una storica tripletta di Mascara. Stadio Massimiliano di Catania, un buon pomeriggio da Maurizio Compagnoni. Claudio Onofri. Catania-Torino è la sfida, il Catania 18 punti in classifica, vede addirittura vicino alla zona Europa il Torino, in ripresa vuole conferme da questa sfida, vuole soprattutto vincere il complesso trasferta. Rubin, buon il controllo, si coordina per il cross, Rubin, palla all'interno dell'area di rigore, sotto porta Colombo, rete, Colombo, il Torino in vantaggio. Paolucci, buona difesa del pallone, palla sotto, e il pareggio del Catania, subito gol del pari, grande giocata di Paolucci, e tocco vincente di Mascara, quinto gol in campionato per lui. Stellone, grande verticalizzazione, pallone per Barone, il tiro, clamorosa occasione, sciupata da Barone. Cerca la soluzione personale Paolucci, allarga per Mascara, il cross di Mascara, ancora per Paolucci, Paolucci, il tiro respinto, prudenza di Sereni su Paolucci. Subito la verticalizzazione, lo scatto di Sardo che sta giocando una buona gara, Sardo il controllo di petto in corsa, poi la traversone all'interno dell'area, Mascara, salva Pisano, palla che si impenna, Sereni su Paolucci. Parte Mascara, rete, un gran gol, Mascara e il Catania in vantaggio. Tanto attenzione, contatto, sì. Calcio di rigore per il Toro. Sì, rigore nettissimo. Questo... La rincorsa, parte Amoruso, rete, il pari del Torino, 2-2. Pallone di Sardo all'interno dell'area, la sponda, attenzione a Ledesma, prova a liberare le destre, chiuso Ledesma, chiude Bona, poi Paolucci, grande riflesso di Paolucci, ma conclusione troppo centrale. Il sinistro in area di Sabato, plasmati, Sereni non si fa sorprendere sul suo palo. Attenzione, sono 3 contro 3, al centro in 2, si propongono a Bruscato in area di rigore, il pallone per Barone che viene chiuso, ancora Barone il guizzo, Barone il pallone in mezzo, salva Terlizzi in calcio d'angolo, grande palla gol per il Torino. Allarga Mascara per Tedesco, va a chiudere Diano, lo punta Tedesco, se ne va, grande accelerazione Tedesco, può entrare in area di rigore Tedesco, il sinistro Mascara, rete, Mascara e sono 3. Cerca la soluzione personale, 2 su Stellone, prova con i testi, il pallone, Barone, la conclusione neutralizzata da Bizzarri, la rilancia a Terlizzi. Game over al Massimino, partita straordinaria, il Catania con 3 gol di Mascara batte 3-2, un grande Toro.
Indimenticabile domenica di Mascara del nostro Peppe Mascara, con una tripletta permise alla squadra del Catania di vincere e battere alla grande il Torino per 3-2. Era la terza stagione dell'era Pulvirenti in Serie A. Adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, rientreremo tra poco e continueremo questo remix delle stagioni del Catania in Serie A targato Pulvirenti. Ogni domenica l'appuntamento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, un appuntamento legato solo ed esclusivamente al calcio dilettantistico, ma ci è sembrato giusto essere presenti anche in questa domenica pasquale per rivivere in un certo senso le gioie e le amarezze anche alcune volte delle stagioni del Catania di Pulvirenti in Serie A. Adesso parliamo della stagione numero 4, parliamo della stagione 2009-2010, beh allora devo dire che in quella stagione i tifosi catanesi si divertirono tantissimo perché su tutti ci fu una partita storica che il Catania vinse in casa nei confronti dell'Inter. Riviviamolo insieme. 4 anni all'Inter per Mialovic, 2 da calciatore, con 43 presenze e 7 gol, 2 da vice di Roberto Mancini. Sarà dell'Inter il calcio d'inizio, riflettori puntati soprattutto su Samuel Eto'o, che torna titolare dopo 2 panchine consecutive. L'Inter ha 4 punti di vantaggio sulla Milan, che giocherà domenica nel posticipo sul Chievo. Il Catania in un grande momento da quando c'è Mialovic, la squadra ha cambiato passo, 19 punti in 12 partite, è cominciata la partita. Maicon, l'apertura nella zona di Materazzi, 7 presenze appena in questo campionato per Materazzi, una sola volta ha giocato 90 minuti. Il lancio di Materazzi che non può raccogliere Stankovic, che però applaude la giocata del suo compagno di squadra. Maurizio, come era previsto, il Catania Fasino un possesso 4-1-4-1, indietreggiano sia Martinez sulla destra che Mascara sulla sinistra, viaggianti davanti alla difesa per dare equilibrio e tenere d'occhio soprattutto Schneider, che è molto bravo nel legare il gioco con le 2 punte. Martinez, la finta su Cambiasso, si accende Martinez, chiede l'1-2, combina con Mascara, Martinez, il cross deviato, si impegna Giulio Cesare inutilmente per evitare il calcio in angolo. Primo angolo della partita che infiamma il Cibali a favore del Catania. Cibali è il vecchio nome dello stadio, che adesso si chiama Angelo Massimino, il 4 giugno del 61. Catania batté l'Inter consegnando di fatto lo scudetto alla Juve. Nacque allora il ormai celeberrimo clamoroso al Cibali. Catania molto attivo nelle palle inattive, Terlizzi e anche Silvestri in area di rigore. Mascara, colpo di testa pericolosissimo con palla di poco alta sopra la traversa. Terlizzi ha fatto gridare al gol buona parte del Massimino. L'Inter adesso alza il baricentro, Maicon è rimasto in posizione di ala, il destro di Maicon all'interno dell'area, taglia Stankovic, pallone corto, si coordina Schneider, colpisce male, poteva diventare quasi un assist involontario per Milito. C'è molta densità a centrocampo appunto per il Catania, quindi l'Inter sulle fasce laterali è sempre Maicon che spinge più di Zanetti, buono il cross, non respinge bene Schneider, ha girato di spalla, ha tentato il tiro di prima giustamente, l'ha un po' strozzato, però anche l'Inter attacca con molti giocatori. In verticale per Maxi Lopez, lo attacca Materazzi, la difesa del pallone dell'argentino, poi Martinez, grande palla in verticale per Izco, un po' scoperta la difesa dell'Inter, attacca Izco, prova ad entrare in area, si perde il pallone, poi il recupero di Zanetti. Avevano fatto tutto molto bene perché Maxi Lopez è bravo a tenere palla, a far salire la squadra, e l'inserimento senza palla di Isco di prima Martinez. Lucio ha temporeggiato giustamente nell'1 contro 1, ha perso palla in questo caso Isco, che lui è bravo a cercarlo questo tipo di gioco. Pallone ancora per il terzino argentino, il dribbling su Stankovic, si accentra Ricchiuti, sulle sue tracce c'è Mariga, lo punta Ricchiuti, non lo molla Mariga, si gira bene però l'argentino, chiede l'1-2 Ricchiuti, Lopez preferisce l'apertura per Capuano che spazza a sinistra, potrebbe anche andare al tiro, vale a traversone, palla sotto porta, Ricchiuti, Giulio Cesare strepitoso, non è finita, porta vuota, attenzione, Martinez, rischia pazzesca, poi attenzione, viaggianti, pallone messo fuori da Stankovic, poi prova Capuano, la palla accarezza l'incrocio del pallone, va sul fondo, grandissimo Catania. 7 giocatori sono arrivati dentro area di rigore perché non c'è pressi da Ambo dalla parte dell'Inter, qui solo Ricchiuti che lo stop è anche giusto, poi è stato bravo Giulio Cesare ad andare proprio nel momento in cui riceveva, poteva calciare in porta, e poi è successo di tutto, grande mischia, e poi infine il tiro di Capuano che è andato di pochissimo fuori, ripeto, con 7 giocatori attaccato l'Inter. Ora Beppe Baresi sta chiamando Schneider perché qualcosa non va. Stella Catania, palla in verticale di Martinez per Maxi Lopez che prova il cross, lì sarebbe stato impossibile chiudere verso la porta. Materazzi mette in calcio d'angolo il secondo corner a favore della Catania, l'Inter non ne ha battuti
26esimo del primo tempo, 0-0. Però molto attento qui Materazzi, perché vedi, deve mettere il piede giusto nel momento opportuno, perché c'era solo Richiuti, però la palla poteva essere anche abbastanza pericolosa con il terreno. Maxi Lopez servito così in velocità, palla a terra, può diventare pericoloso. Angolo per il Catania, c'è Richiuti sul primo palo, al centro Maxi Lopez. Dalla bandierina Mascara, Martinez sul secondo, serie di blocchi in area, parte Mascara col fuori testa che non riesce a indirizzare verso la porta. Ancora Martinez si è trovato nella posizione, questa volta in maniera più difficoltosa, perché vedi, la vedi all'ultimo, c'è Maicon che lo ostacola giustamente, vedi, poi arriva un po' scordinato, tenta di colpire dritto per dritto, la palla gli va fuori, ma ancora pericolosi nelle palle inattive i giocatori del Catania. Prende appunti nel suo box José Mourinho. Apertura di Mascara, è libero Capuano, può entrare in area, Capuano il cross basso, grande anticipo di Materazzi. Che posizione, sul cross è difficilissimo, Mariga l'ha perso qui Capuano, vedi, si scambiano molto bene, sono quei tre giocatori, Richiuti, Mascara e Capuano, che stanno magari mettendo sulla sinistra in difficoltà la difesa dell'Inter. Torna a spingere il Catania, Richiuti dal limite, prova la traversone verso Martinez, d'astuzia Zanetti ostacola l'avversario che non può arrivare. Catania si è reso nuovamente molto pericoloso negli ultimi 2 minuti. Sì, ma vedi qui in questo caso il cross forse un attimino più avanti rispetto a Materazzi, ma attentissimo, vedi, su Izco, e poi questa palla di Richiuti che non se ne sentiva di calciare in porta, trova un secondo palo dove è molto difficile per Martinez, perché la diagonale, la copertura del capitano Zanetti è ottima. Si rinnova l'asse Mascara Capuano a sinistra, Marica in chiusura su Mascara che lo punta, lo salta, Mascara prova la conclusione, diventa quasi un assist involontario per Maxi Lopez, pallone messo fuori, si batte Eto'o, buono il colpo di testa per Milito, attenzione 3 contro 4, attacca l'Inter, si allarga Sneijder, Milito allarga per Sneijder, dall'altra parte c'è Eto'o, Sneijder prova ad arrivare in zona tiro, Sneijder, Handugari in calcio d'angolo. Sì, Biagianti centralmente non è andato sulla palla di testa, ha facilitato poi l'azione di Milito, Sneijder e lo stesso Eto'o, e poi Sneijder da quella parte può magari arrivare al tiro, sia a girare, ma qui trova il primo palo, attento Andohar. Zanetti ad attaccare Martinez che vince il duello aereo, Stankovic per di testa, gira per Sneijder di tacco, pallone recuperato da Biagianti, l'inserimento ancora di Richiuti in posizione centrale, se ne va Izco, osserva il movimento di Maxi Lopez in area, il cross di Izco, attenzione Richiuti, c'è uno strepitoso salvataggio. Infatti Valerio non aveva dato la rimessa dal fondo, poi si è accorto dopo. Ancora una volta mi sembra Lucio che si è buttato, vero. Ma che cross di Izco, che ha trovato il tempo di inserirsi molto bene, e anche lo stop di Richiuti era perfetto. Poi non so se si è fatto male in questo caso Lucio, perché in spaccata proprio a voler intercettare e deviare come ha fatto il tiro di Richiuti, che questa volta, a differenza della prima, aveva fatto benissimo tutto. Eccezionale Lucio. Sta per chiudersi il primo tempo, insiste l'Inter, Maicon si rinnova il duello con Mascara, lo punta il brasiliano, fallo di Mascara, c'è calcio di punizione e può bastare, non c'è tempo per battere il calcio di punizione, squadra a riposo, un bel primo tempo, intenso, sono mancati i gol, non certo le emozioni, 0-0. L'unico cambio delle due squadre, comincia il secondo tempo, si riparte dallo 0-0 del primo. Capuano cerca Maxi Lopez e le rilancia in Materazzi che ha giocato un ottimo primo tempo. Attacca lo spazio Izco che si propone il suggerimento per l'argentino, allunga la flaccata Izco, prova a beffare in velocità Materazzi che ancora una volta è eccellente nella chiusura. L'Inter guadagna la rimessa dal fondo. Sì, aveva fatto molto bene Materazzi a uscire, ma sia Stankovic che Cambiasso avevano preso il suo posto, quindi c'era stata questa interscambiabilità di ruolo. D'altronde Zanetti era su Martinez e Izco aveva attaccato molto bene lo spazio sulla destra. Eto'o finta il passaggio su Stankovic, rimane in possesso palla, poi eccolo Stankovic, può girare per Sneijder, prova il sinistro, rientra sul destro, Sneijder, conclusione deviata, pallone che si impenna a Anducar, chiama il pallone e lo recupera senza problemi. Vedi, c'è una più difficoltà anche in questo caso i centrocampisti Biagianti, lo stesso Izco devono indietreggiare perché l'azione è più fluida, è più veloce, arriva al tiro anche Sneijder che tra le linee è sempre bravo a dribblare e calciare. Qui bell'inserimento di Izco, l'apertura per Martinez, ottima chiusura di Zanetti, Materazzi deposita il pallone sui piedi di Cambiasso, subito la verticalizzazione per Sneijder, è scattato Eto'o a destra, il lancio per Eto'o, la posizione regolare in area di rigore, Eto'o il pallone per Milito, rete l'Inter in vantaggio, Milito, la palla in verticale perfetta, perché lo ridico, la velocità, la rapidità, subito propone il gioco, subito verticalizzazione che non c'è stato. Qui rivediamo, magari lo rivedremo, la palla lunga dove la difesa, in questo caso Capuano, si è alzato nel momento in cui c'è stato il lancio, mi sembra di Stankovic, e poi è stato eccezionale Eto'o. Rivediamo.
Sì, bravissimo, bravissimo. Aspettate, Romagnoli. e poi vede il compagno molto altruista, gli rimane un po' sotto la palla ma non può più calciare, ma vede il compagno. Eccezionale in questo caso l'altruismo, ripeto, di Eto'o, ma ripeto, un'altra Inter più volitiva, più compatta e sicuramente più veloce nelle giocate. Il pubblico è furibondo, convinto che Eto'o fosse in posizione irregolare, e sinceramente in diretta qualche dubbio l'ho avuto anch'io. È stato bravissimo l'assistente dell'arbitro. Sì. Eto'o era in posizione regolare. Qui ha fatto un grande numero Eto'o, l'intervento però giudicato nel gioco pericoloso dall'arbitro. Mascara favorisce l'inserimento di Richiuti, dentro per Maxi Lopez, fermato da Materazzi. L'intervento è falloso di Materazzi, a giudizio di Valeri, calcio di punizione. Materazzi è decisamente perplesso. È andato incontro, vediamo qua, oddio, un po' scordinato, è dietro Materazzi alla marcatura. Fino a manifestare il suo dissenso, peraltro in modo molto garbato Materazzi. Calcio di punizione a favore del Catania. Questa è una buona opportunità soprattutto per Mascara. Sì, c'è anche Capuano con il sinistro, ma da lì, anche se proprio siamo al limite, quindi lui di solito la mette a girare sopra la barriera, forte. Qui doveva dosare anche un po' il tiro, perché ripeto, può calciare anche forte, però in questo caso Mascara ha ambedue le soluzioni. Ne piazza 5 nella barriera Giulio Cesar. Grande opportunità per Mascara, anche due giocatori del Catania a fare da schermo. Mascara si lamenta perché il suo giudizio la barriera è avanzata, e infatti gli dà ragione Valeri, fa indietreggiare i giocatori dell'Inter. 13° della ripresa. Fischia Valeri, può battere Mascara, parte Mascara, il tiro, la palla carezza il palo, va sul fondo. Era giusto come tiro, raso terra, anche se sul palo di Giulio Cesar, perché c'era pochissimo spazio a girare la barriera. Va di poco fuori, mi sembrava il portiere l'ha lasciata perché era proprio nei suoi paraggi, come si suol dire, però calciata bene questa palla, girare fortissimo. Alla rilancio Giulio Cesar, lo gira di testa Izco, ancora Mascara con l'esterno, il campanile nella zona di Richiuti, di testa Richiuti, al limite dell'area c'è Martinez, pallone di ritorno per Richiuti, al volo, Giulio Cesar non ci arriva, strepitoso Materazzi. Che bravo nel dai e vai, ci ha creduto Richiuti, non ha seguito Lucio, ma soprattutto è stato perfetto Materazzi, perché è scivolato Giulio Cesar. Nessuno del Catania, forse non ci credevano in questa palla, ma ancora una volta la posizione di Materazzi perfetta. Quindi qui Lucio lo perde, non fa fallo perché è in area di rigore, ma ci pensa il compagno. Bella partita ora. Grande reazione della squadra di Mialovic, fallo di Quaresma, calcio di punizione per il Catania, lo batte Capuano. L'eccezione di Snyder è tutta l'Inter in area. Parte Capuano, sinistro morbido, ha messo fuori Lucio, davanti c'è solo Snyder e ne vantaggio Izco nei suoi confronti. Ancora Quaresma. Cercato la soluzione con un numero, è stato fermato alla raddoppia di marcatura, va ad attaccare Capuano, buon il disimpegno di Capuano, poi con l'esterno cerca la verticalizzazione, per un attimo intercetta il pallone Eto'o, lo recupera con la collaborazione di Maicon, è libero Quaresma, Maicon a zona tiro, Maicon! Era sulla traiettoria Anducar. Sì, perché Quaresma lo applaude perché gli dà anche la fascia, vedi, lo accompagna per far sì che può avere due soluzioni, ma talmente vicino alla porta che tenta il tiro, non incrociato sul primo palo dove Anducar la lascia andare fuori, la tiene bassa ma non trova la porta. Occasione per l'Inter al 19° minuto. Alla rilancia Anducar, di testa Zanetti, Alvarez, troppo profondo per Maxi Lopez, poi Lucio, l'appoggio su Materazzi. Cambiasso, prende posizione Milito, perde il duello aereo con Silvestre, riparte la Catania. Mascara, che Milito partecipa alla fase difensiva, inserimento centrale di Izco, accelera Izco, può allargare a destra, arriva Alvarez, chiude Zanetti, il cross di Alvarez, basso, Questo è un gran gol perché grande velocità, doveva fare così il Catania, palla a terra, prima con le palle lunghe non arrivava, invece è arrivato sul fondo molto bene con l'inserimento prima di Izco, ma soprattutto di Alvarez, che non può calciare in porta ma la può mettere forte, tesa, dove anticipa in questo caso sul primo palo Maxi Lopez di interno piede, non può farci nulla Giulio Cesar. Gran gol. Il terzo gol di Maxi Lopez, arrivato a gennaio, è il primo realizzato alla Massimino, i primi due li aveva segnati in trasferta ed è un gol pesantissimo che ristabilisce la parità. Perché è partito dalla sinistra, ha tagliato tutta l'area di rigore, ha preso in controtempo sia Maicon ma soprattutto Lucio, che qui non ci ha potuto fare niente,
ha salvato prima nel primo tempo 2 grandissime palle gol, e qui da attaccante vero che anticipa tutti molto bene e con l'interno piede, vedi, dal basso verso l'alto. È un gran momento per l'attaccante argentino che la Barcellona acquistò giovanissimo nel gennaio 2005 dal River Plate per 6.200.000 euro. Non ha convinto a Barcellona, si è rilanciato al Gremio e adesso ha la grande chance di imporsi in Italia alla Catania. 3 gol in 7 partite, una grande partenza nel nostro calcio di Maxi Lopez. Mancava il gol in casa, Maxi Lopez aveva fatto tutti fuori casa, questo è molto importante, è venuto in un momento particolare dove il Catania forse poteva anche, insomma, aver accusato un po' il colpo del gol di Milito. Va via Martinez, bella giocata dell'uruguaiano, la percussione di Martinez affrontata regolarmente, c'è fallo, calcio di punizione, subito ammonito Montari appena entrato. Perché se l'è fatto sfilare con la caparbietà Martinez, e con palla al piede sempre incollata, vedi, va via sempre con quest'esterno, la conduce molto bene da dietro, entra veramente in maniera scordinata e anche molto fallosa, giusto anche il cartellino giallo. E qui c'è Del Vecchio sulla palla, Mascara, sinistra di Terlizzi, magari se l'ha fatto toccare Capuano, è andato via Ricchiuti, ma c'è anche Mascara. Conta i passi Valeri, siamo nel 35esimo minuto della ripresa, parità al Cibali 1-1, calcio di punizione per il Catania, l'opportunità è soprattutto per Mascara, da queste parti lo chiamano Mascarigno. Anche chi c'è? Capuano anche, sì. Anche Capuano con il sinistro, fischia Valeri, Mascara. Parte Mascara, pallone deviato dalla barriera, era ben indirizzato, calcio di rigore, calcio di rigore, e ammonizione, espulsione Montari, espulsa Montari. Che impatto Montari, 2 palloni, un'ammonizione, un'espulsione, un rigore. Adesso vediamo tutti gli occhi sul replay, eccolo qui, quello di mano in netto, chiaro che bisogna valutare la volontarietà. Il movimento secondo Valeri non è congruo, insomma direi che ha visto bene Valeri. Ingenuità clamorosa da parte di Montari, calcio di rigore per il Catania, Mascara contro Giulio Cesar e l'Inter dovrà giocare il finale di partita, comunque vada questo calcio di rigore in inferiorità. Attenzione, parte Mascara, il cucchiaio a rete, Mascara, 29 gol, record della storia del Catania in Serie A, eguagliato Memmo Prenna. Il Catania in vantaggio 2-1. Beh, personalità da vendere, un cucchiaio veramente fatto alla grande, dove Giulio Cesar è rimasto lì e non poteva farci niente. Perfetta nell'esecuzione. E adesso non ha mediani l'Inter, è uscito Cambiasso, è uscito adesso Montari. Sicuramente Schneider, ora la situazione proprio tattica da rivedere attentamente, deve recuperare il risultato, ma è molto sbilanciata. Materazzi dice di stare calmi, Pandev doveva indietreggiare anche lui, insomma, come l'ha calciata, ragazzi. L'avresti fatto col cucchiaio? Non l'ho mai fatto in vita mia, in questo frangente è rischioso, guarda. E va a abbracciare Pulvirenti qui il giocatore del Catania, il cucchiaio rischiosissimo, ma fatto in modo perfetto. Adesso vediamo la reazione dell'Inter. Questo ancora il gol di Mascara, l'Inter che reagisce in 10 uomini, palla in verticale per Eto'o, fuori misura, lascia sfilare Anducar. Si vedi Pandev vicino a Schneider, 4-2-3 o 4-4-1 perché anche Eto'o rientra. Non c'è, tatticamente insomma l'Inter deve sapersi gestire adesso. Secondo me avrà applaudito davanti al televisore anche il re del cucchiaio, Francesco Totti. L'ha fatto veramente eccezionale, guarda. Ma ripeto, in questo frangente anche come cambia il Catania, sta per entrare Carboni, un centrocampista di contenimento, ovviamente una bolgia il Massimino. Quaresma che si affianca, c'è Maicon a destra, lo prende Mascara, c'è Milito che si è allargato a destra, anche lì gli spazi sono chiusi, avanza anche Lucio, pallone per Schneider, azione insistita dell'Inter, è difficile trovare varchi. Zanetti fa girare palla alla squadra di Mourinho, Quaresma, il pallone per Milito, attaccato, Milito difende bene il pallone, il cross di Milito, il pallone sul secondo palo verso Pandev, anticipato, attenzione, arriva Schneider, gira per Quaresma, l'apertura per Pandev, in area Pandev, Anducar, ha indirizzato male Pandev, non era né un tiro né un cross. Sì, si arrabbia Schneider, forse voleva che mettesse la palla forte nell'area di rigore, che dove sia lui che anche Eto'o erano posizionati molto bene, invece l'attaccante Macedone cerca il tiro in diagonale, ma gli rimane un po' la palla sotto e il tiro non è forte, preciso.
un po' strozzato, attento Andujar, attenzione. La vuota Luz sulla pallone Martinez, vediamo se affonda, va verso la bandiera al calcio d'angolo, affonda Martinez, affonda bene Martinez, rete, un gol capolavoro, è impazzito il Cipali, 3-1 per il Catania. La partita di Martinez è da incorniciare, ha fatto gol a 1 minuto dalla fine, è partito in mezzo a 2, ha dribblato con ancora lucidità, con ancora forza e con ancora più lucidità ha battuto Giulio Cesar. 3-1, migliore in campo Martinez. È il 9 gol in Serie A, è il suo record in Italia. Partita incredibile, tantissime emozioni. L'Inter, che ha sofferto nel primo tempo, ha giocato un grande avvio di secondo tempo, crolla nel finale contro un grandissimo Catania. È chiaro che sull'esito finale della partita, oltre ai grandi meriti del Catania, pesa la doppia clamorosa ingenuità di Montari, che in pochi minuti ha davvero combinato un pasticcio clamoroso. 2 ammonizioni, Inter in 10 e il fallo da rigore. Qui viene a raddoppiare Materazzi, va su subito, magari di dare la copertura dietro, e qui è bravissimo, ancora lucido, forte nelle gambe, guarda con che rapidità va via. Sono 4 i minuti di recupero. Eto'o prova ad accelerare, Eto'o lo chiude Alvarez, chiede il fallo, Eto'o, è tutto regolare per l'arbitro. Game over alla Massimino, è il trionfo del Catania, un'impresa storica, il Catania batte 3-1 l'Inter con una grandissima partita. Mihajlović si è ricomposto dopo aver vissuto quasi trasfigurato gli ultimi minuti di partita. Questo è il trionfo del calcio catanese, ma anche di Sinisa Mihajlović, 22 punti in 13 partite da quando guida il Catania, e pensare che la sua avventura era iniziata nel peggiore dei modi con una sconfitta interna con il Livorno. Poi il Catania ha cambiato passo, pensate che da quando Mihajlović è alla guida del Catania, il Catania ha raccolto appena 2 punti in meno rispetto all'Inter. Veramente ha trasformato la squadra, grande convinzione, grande carattere, sia in casa che fuori, vuole che la squadra applichi il suo gioco, che quando ha le qualità, soprattutto dalla 3 quarti in su, per poter far male, e oggi l'ha fatto, ha letto bene la situazione, sull'1-0 poteva anche sicuramente cascare, perché ha detto bene, l'Inter la prima mezz'ora fatta alla grande, da grande squadra, ribaltato, andata in vantaggio meritatamente, il Catania ci ha creduto, e poi da tenere in considerazione, ha una grandissima condizione fisica. Il gol di Martinez agli ultimi minuti, il 3-1, proprio sintomo di una carica agonistica, a livello atletico veramente una squadra in grande salute. E adesso sai, marzo-aprile i campionati si verificano in questo frangente, in questo momento, e il Catania sta veramente molto molto bene. Intanto perde copiosamente sangue Del Vecchio. Sono abbracciati troppo, mi sa. Un destro. Ecco, è chiaro, Antonio, sì, che l'impatto di Montari sulla partita è stato decisivo in senso negativo. L'ingenuità sul rigore è stata clamorosa e poi ha lasciato anche l'Inter in 10, ma al di là di questo è chiaro che l'Inter, che veniva da 4 pareggi nelle ultime 5 partite, insomma i risultati dicono che questa squadra sarebbe in difficoltà, però in mezzo c'è stata la grande vittoria su Chelsea. Qual è allora la vera Inter, il vero valore dell'Inter attualmente? Ma oggi sicuramente il cambio di Pandey ci poteva stare, poi quello di Montari sul Cambiasso ha sconvolto, perché l'ho detto prima, Montari non ha le qualità di Cambiasso in quel ruolo, e si è trovato magari entrato in una situazione del primo fallo, magari poteva gestire anche diversamente. Cambiasso io non l'avrei tolto, ma ripeto, è sempre il discorso del dopo, perché la squadra ha perso molto equilibrio, anche perché aveva sicuramente una squadra molto molto sbilanciata in avanti. Incredibile vittoria del Catania sull'Inter per 3-1 con il famoso cucchiaio di Mascara nei confronti di Giulio Cesar. Una vittoria 3-1 meritatissima, che in un certo senso fece veramente sognare tutti i tifosi catanesi che erano accorsi allo stadio Massimino quella straordinaria serata. A questo punto ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra poco rientreremo in studio, ritornerà con noi Valentina e chiuderemo questa edizione speciale di Penalty, edizione pasquale. Ultima parte della nostra trasmissione, eccola ritornata con noi la splendida Valentina Mammino. Abbiamo già fatto un percorso importante, no? Abbiamo visto la prima stagione, tu ci hai raccontato insomma anche la cronaca di quella bellissima partita drammatica purtroppo del Catania che perse contro il Palermo. Abbiamo poi rivisto un Catania-Napoli mica male della stagione 2007-2008, del 2008-2009 un Catania-Torino con la tripletta di Mascara, indimenticabile, sì, come è anche indimenticabile la partita contro l'Inter
in casa un 3-1 E storico. chi se la dimentica? Anche lì lacrime di commozione. È vero. Per chiudere la nostra puntata speciale di Pasqua dedicata al Catania, io credo che tu hai una partita del cuore per questa stagione. Sai, in questo momento, e poi penso magari ancora il campionato deve finire, Certo, quindi è chiaro, è possibile logico, che ce è ne logico, sia è logico. qualcun altro. In questo momento secondo me è degna di nota sicuramente la partita con la Roma, quella in casa, quella che abbiamo vinto, anche perché è un po' sintomatica perché? Perché comunque se andiamo a ripercorrere quella gara, vediamo come il Catania si sia trovato in una posizione di seria difficoltà all'inizio, perché fu una Roma che chiaramente aveva tante assenze. Ricordiamo, non c'era Totti che poi si infortunò pochi minuti prima di entrare durante il riscaldamento, non c'era Osvaldo, non c'era De Rossi, ma una Roma che dominò assolutamente nel primo tempo. Io non so quante volte sono realmente sobbalzata dalla sedia, perché avrebbe meritato un po' di più la Roma in quella partita. Avrebbe meritato. Destro ha sprecato tantissime occasioni, almeno 4 chiare occasioni da rete, ma anche Bradley, insomma, ricordo veramente si sono mangiati, come si dice qui, l'impossibile. Ecco, così rendiamo l'idea. Però è la dimostrazione che spesso e volentieri una squadra quando azzecca la stagione diventa cinica. Il Catania fu cinico, soprattutto nel secondo tempo. Sì, perché poi il Catania è rientrato in campo nel secondo tempo con un piglio assolutamente diverso, molto cinico. Gomez ci ha messo lo zampino, e portavamo un via 3 punti pallonetto importanti. micidiale. Abbiamo davvero portato via 3 punti importantissimi contro una squadra da sempre ostica, una squadra che ai tifosi del Catania, non ci nascondiamo, sta antipatica, sta antipaticissimo, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire. Quindi vincere contro la Roma, anche se il gol fosse stato irregolare andava all'ultimo bene, secondo, sarebbe andato benissimo, quindi a maggior ragione poi insomma non abbiamo rubato nulla. È vero. Sicuramente la Roma avrebbe meritato di più, però vincere in questo modo fa sempre piacere, no? Fa sempre piacere. Non quando invece si gioca benissimo e poi alla fine vince l'avversario. Quello è frustrante. Allora meglio così, magari non giochi al top, non è il massimo, magari gioca meglio l'avversario, ma poi vinci tu. È vero, ci metteremo tutti la firma. Dai. Allora, adesso noi ci vediamo insomma la sintesi di questa storica vittoria in casa del Catania per quanto riguarda questa ultima stagione. Ringraziamo Valentina per la straordinaria disponibilità. Grazie a te, Ettore, grazie. E ti auguriamo chiaramente buona Pasqua e Pasquetta. Buona Pasqua a te e buona Pasqua agli amici a casa. Grazie Valentina. Allora guardiamoci il remix di Catania-Roma stagione 2012-2013. Solo 2 le sconfitte in casa del Catania contro Juventus e Milan, poi ben 6 vittorie e 2 pareggi. Andiamo da Angelo Mangiante che è a bordo campo per aggiornarci sulla situazione relativa alla Roma, in particolare a quella relativa a Francesco Totti. Angelo. Sì, solo un flash su Totti, perché domani effettuerà un'ecografia per capire qualcosa in più sul problema. Il problema è al retto femorale della gamba sinistra. Lui il provino tra l'altro l'ha svolto anche con una fasciatura sotto i pantaloncini, non se l'è sentita, perché avvertendo questo dolore il rischio era una ricaduta che l'avrebbe portato fuori magari per alcune settimane, quindi domani si farà chiarezza. E lo avete visto nel tunnel Francesco Totti, con lui anche Zdeněk Zeman, l'allenatore della Roma, squadre che stanno entrando sul terreno di gioco in questo momento. Per il Catania un punto nelle ultime 2 partite, l'ultima vittoria risale a quella del 16 di dicembre qui in casa contro la Sampdoria. Dall'altra parte una Roma che aveva chiuso alla grande il 2012 con il 4-2 al Milan, ha cominciato il 2013 nel peggiore dei modi con il 4-1 subito al San Paolo di Napoli. La Roma è il miglior attacco di questo campionato, pur considerando una partita in meno, i 3 gol a tavolino per la vittoria con il Cagliari, 40 reti segnate dalla squadra giallorossa, una squadra che non conosce mezze misure, non pareggia da 14 partite e che nel girone d'andata è andata in gol in 18 su 19 incontri. Soltanto a Verona è rimasta a secco la squadra di Zeman. Stretta di mano tra i protagonisti in campo il capitano della Roma, vista l'assenza di Totti, vista la panchina di Daniele De Rossi, sarà Burdisso, lo avete visto, farà coppia con Castana al centro. Sì, di una difesa, di una squadra, perché non si può parlare solo della difesa, che ha subito tanti gol. Non si riesce a trovare un equilibrio tra il volume, lo sviluppo d'attacco e il miglior attacco, come hai ricordato tu, è la seconda peggior difesa. Solo il Pescara ha subito più gol di questa squadra, che ci regala una certezza. Sempre partite belle, aperte, è chiaro che non sappiamo mai come potrebbe andare a finire.
con un Catania di fronte. A Catania grandi giocatori tecnici, vediamo Almiron, lo vediamo già piazzato al centro del centrocampo, potrebbe essere lui a sostituire Lodi. È ormai un Catania che gioca a memoria, quindi manca comunque il cervello, manca la fonte di gioco, e quindi oggi diventa interessante a vedere come il Catania riuscirà a farne a meno. Telecamere per l'arbitro, che è il signor D'Amato di Barletta, e per Zdenek Zeman che prende posto in panchina. Dicevamo dell'allergia al pareggio della sua Roma, pareggio che invece è il risultato più frequente nei precedenti tra Catania e Roma, ben 10 i pareggi, considerata anche la Coppa Italia. 4 vittorie del Catania, 3 vittorie della Roma, che ha battuto in trasferta l'ultima volta il Catania nel 2007, anche se quel giorno si giocava nel neutro di Lecce. Decisero i gol di Vucinic e di Tavano a cercare l'ultima vittoria della Roma proprio in terra di Sicilia al Massimino di Catania. Bisogna andare indietro addirittura al 20 dicembre 1970, quando quel giorno decise una doppietta di Del Sol. Burdisso prova a incitare i suoi giocatori, una Roma che ovviamente perde dei leader importanti per questa partita, su tutti Francesco Totti, la panchina per De Rossi, in difesa l'assenza, anche se si parla di un 18enne, è comunque pesante, quella di Marquinhos, che ricordo comunque sarà in panchina. Tutto chiuso, il Catania molto strette le due linee, pallone che arriva ugualmente a Marquinhos, prova a tenerlo in campo, lo mette dentro per Destro, azzarda il dribbling, Destro col sinistro, ha provato a calciare, pallone che termina al lato. Buona iniziativa però per Mattia Destro. Sì, stiamo vedendo delle capacità tecniche individuali fantastiche sia nei giocatori del Catania, prima la Mela, adesso abbiamo visto Destro stoppare la palla in pochissimo spazio. Spolli è lì vicino, lui riesce a spostarsela col destro, tirare col sinistro, non è preciso il tiro, però la capacità di fare con i due piedi tutto in pochissimo spazio. 4 gol finora in campionato per lui, gli ultimi 2 proprio al Siena da ex il 2 di dicembre. È arrivato in carriera 20 reti in Serie A, Mattia Destro, classe 1991, in questa stagione anche una partita e un gol in Coppa Italia contro l'Atalanta. Destro viaggia a una media di un gol ogni 190 minuti, più o meno un gol ogni 2 partite. La rimessa di Marchese, prova a recuperare il pallone, la Roma non ci riesce, bravo Salifu a combattere, può servire ancora Giovanni Marchese che invece sbaglia, ne approfitta la Mela, c'è Destro lì vicino, il tocco è per lui, va a calciare Destro, ci prova e la mette sul fondo. Che occasione, aveva provato prima a calciare con il destro, poi se l'è ritrovata sul sinistro, non ha trovato la porta. Bravo di nuovo la Mela che crea questa occasione, poi Destro sempre il tiro prima, ecco vediamo, qui ci prova una volta, poi anche la seconda, non riesce ad avere la lucidità, la freddezza proprio di piazzare la palla. Lui va per evitare che ci sia il contrasto con il difensore di Catania, ma la mette fuori col sinistro. Molto bravo in prima battuta Spogli, che in scivolata aveva in qualche modo stoppato il tiro di Mattia Destro. Sì, poi Belushi ha causato l'errore di Destro buttandosi in scivolata. Destro ha accelerato l'esecuzione quando bastava col piatto metterla nell'altro palo. Balzaretti per Destro che di prima cerca Marquinhos, è rimasto fermo il brasiliano, allora ne approfitta il Catania che mette in fallo laterale. Siamo quasi al quarto d'ora, 2 cose da dire, non so se sei d'accordo Giancarlo. Il Catania è privo di Lodi, un giocatore importante, ma l'emergenza in casa Roma è più pesante, eppure senza giocatori importanti, senza un leader come Totti, senza Marquinhos in difesa, quella di De Rossi è una scelta tecnica e quindi non si può parlare di infortunio. La Roma sta giocando comunque un buon calcio. Florenzi ci prova, ecco la seconda volta, riesce a passare il suo cross troppo lungo per la Mela. Rilancio di Bellusci a cercare Gonzalo Berghessio, attenzione a Berghessio, prova a metterla col destro, una traiettoria impensabile, pallone che termina fuori dall'altra parte. Bravissimo Berghessio per l'applicazione, la corsa e anche per come ha toccato il pallone. Sì, un pallone che non voleva mai uscire quando è partito il tiro, perché poi trattasi di tiro di Berghessio, sembrava fosse destinato immediatamente ad uscire, invece piano piano si stava avvicinando al secondo palo. Prova con il destro a mettere dentro, palla che giunge dalle parti di Le Grottaglie, che di testa è bravo. Bradley con Almiron che sta avendo qualche problema. Florenzi, destro, prova di un soffio al lato, bella girata di Mattia Destro. Ho avuto l'impressione addirittura che Andújar fosse così sicuro che la palla stesse uscendo che ha tolto le mani. Destro chiede la deviazione del portiere, che non sembra esserci.
No, ma non c'è perché non c'è arrivato, no? Ho avuto una sensazione sbagliata in diretta, comunque bravissimo qui destro, sa che c'è la porta, sa dov'è, lui senza toccare la palla che gli sta arrivando si gira immediatamente con un destro pericoloso. Lancio dentro per il taglio di Berghessio, tiene questo pallone, lo serve a Gomez col destro, pallone che termina non di molto a lato. Bella azione del Catania. Bellissima azione, la tipica azione del Catania. Abbiamo raccontato prima delle capacità tecniche di Berghessio, anche se segna non tantissimo. Guarda che bravo, controlla bene la palla, il taglio dentro, lì c'è la necessità del centrocampista centrale che schermi la difesa. Non arriva Piris perché non può seguire fino a quel punto Gomez e tira forte ma non preciso. Legrottaglie può salire, palla al piede con personalità. Nicola Legrottaglie, tocco morbido a cercare largo Gomez, può puntare Piris, Gomez limite destro, Goicoechea in qualche modo mette il calcio d'angolo. Non era andato benissimo il portiere della Roma su questa traiettoria. No, perché probabilmente colpita sì forte, però la palla deve aver deviato la traiettoria, perché si vede dalla respinta di Goicoechea, ha messo i pugni, però gli è andata dalla parte opposta, aveva respinto verso il centro del campo, gli è andato sul calcio d'angolo. Buonissimo sviluppo di manovra del Catania. Taxidis lancia in profondità, colpo di testa ad allontanare da parte di Spogli, attenzione alla Mela, la Mela zona tiro, prova il sinistro, pallone deviato da Legrottaglie, la rimessa è per la Roma, anzi no, pallone ancora in gioco, adesso arriva la rimessa laterale dopo la protezione di Marchigno. Balzaretti per Florenzi, prova ancora Florenzi col destro e poi Mattia destro sotto porta, non la trova. Che occasione! Tutto nasce da un tiro bellissimo di Florenzi, siamo lontanissimi, quasi 30 metri, solo che la palla rimbalza. Guarda qui, da questo replay lo vedremo benissimo, scende la palla, rimbalza Andújar, non benissimo qui Andújar, male Andújar, ma ancora peggio, male destro anche. Ancora peggio destro, perché era andato lì sapendo che poteva succedere quello, sapendo che poteva sfuggire la palla al portiere, quindi era pronto, non è stato colto di sorpresa. Sì, è sicuramente un pallone. Intanto Izco Marchigno subito stretta di mano, Marchigno stava per reagire. Sicuramente un pallone che corre veloce ed è viscido, quello che scappa dalle braccia di Andújar. Sì, ma però insomma destro, hai detto bene tu, era andato lì proprio per la respinta. Esatto, proprio per quello, quindi prontissimo, per quanto era stato bravo a crederci ad andare in quella posizione, dopo pessimo nell'esecuzione. È arrivato il fischio da parte dell'arbitro, da parte del signor D'Amato, con il Catania che ha dato il calcio d'avvio di questa ripresa. Intanto problemi per Castan, subito toccato duro in questo avvio di ripresa. Qui Berghessio saltando lo scalcia quasi volontariamente. Sì, gli attaccanti con la scusa di proteggersi delle volte allungano sia la gamba, qui viene colpito nella parte dietro con i tacchetti da parte di Burdisso, poi si tocca anche un braccio, ecco il braccio forse si può essere fatto male cadendo. Sento che è un bel duello fisico. Castan non credo abbia gradito la scelta di Berghessio, visto lo sguardo del difensore brasiliano. Gli sta passando vicino più volte. No, sicuramente non gli sta dicendo guarda non c'è nessun problema, ecco, quello no. Legrottaglie chiama in causa il suo portiere Andújar. Burdisso va d'anticipo, poi scambia con Bradley, prova ad allargare ma la Mela non può arrivarci. La rimessa laterale in favore della Roma, non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra. Marchese, Berghessio, Gomez, Marchese in verticale, lo scatto di Berghessio, eccolo il duello con Castan. Arriva prima il brasiliano, serve Goicoechea. Sarà fallo laterale in favore della squadra di Rolando Maran. Gomez lascia la battuta a Marchese. Gomez, ancora Marchese, gestiscono male quelli del Catania questo fallo laterale. Burdisso, serve ancora Goicoechea che regala il pallone a Salifu. Prova il destro da fuori Salifu. Pallone che termina lontanissimo. Salifu che nella scorsa stagione vestiva la maglia della Fiorentina, entrò a 9 minuti dal termine di Fiorentina-Roma del 9 novembre del 2011, una partita terminata 3-0 per la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, con
Una Roma in netta difficoltà. Eccolo Salifu, fermato da Bradley. Ancora Salifu da terra, riesce ad andare sul pallone. Piris, Lamela. Prova lui ad accendersi. Il servizio per Florenzi, da dietro Barrientos, scommette fallo, lascia giocare l'arbitro. Marquinhos, finta il tiro, serve Balzaretti che lascia partire il cross, deviato, e Salifu riesce a mettere fuori. Poi però ancora Taxidis ad alimentare l'azione giallorossa. Piris cerca Bradley, intervento da parte di Castro. Burdisso fa buona guardia, rimessa laterale. Durante lo svolgimento di tutta questa azione abbiamo visto Salifu quanto è approssimativo, sia nel piazzamento, sia nella gestione, sia nelle scelte. È iniziata questa lunga azione con un suo tiro proprio... Sì, non aveva senso. Recuperata la palla da un rilancio di Goicoechea, lì davanti alla difesa serve altra qualità. Barrientos, il servizio per Izco, c'è spazio di fronte a lui, si toglie dal fuorigioco Berghessio. Izco mette dentro per Castro, buono il controllo, poi Castro, grande azione del Catania. Castro, sì, bellissima l'azione di contropiede, gestita bene perché Isco non ha dato la palla a Berghessio che era in fuorigioco, poi è rientrato, decide di darla a Castro che qui un po' braccio un po' petto, stoppa bene, calcia male. Ancora Castro per Berghessio, esce Goicoechea e sulle uscite basse dimostra di essere un portiere molto affidabile l'uruguaiano. Bradley aspetta l'arrivo di Marquinhos, bello il tocco morbido. Marquinhos prova a tenerla viva, finisce sui cartelloni pubblicitari. Qui c'è l'intervento di Marchese. Marquinhos appena entrato, subito un colpo per il brasiliano. È pronto a bordo campo il numero 16 Mario Paglialunga nel Catania. E qui vediamo la parte finale. Questo è un brutto intervento di Marchese, bruttissimo, che alza la gamba, che avrebbe meritato almeno il giallo. Andiamo da Angelo Mangiante perché c'è il cambio nel Catania, esce proprio Salifu. Angelo. Sì, l'aveva evidenziato Giancarlo Marocchi, che un po' di partite a centrocampo le ha fatte, proprio le difficoltà tattiche di Salifu in questa fase calda della partita, proprio di posizione. Non è casuale che Maran ricorra a Paglialunga. Aggiungo che sul discorso precedenza di Piris continuiamo a dire a te. Berghessio recupera, Gomez parte in posizione regolare, Gomez! Il Papu Gomez porta in vantaggio il Catania al 16° minuto di questa ripresa. Terzo gol contro la Roma in carriera. Guarda tu. È andato sotto la curva, incredibile l'entusiasmo, sono proprio esplosi. Questo è un grandissimo giocatore. Poi c'è un po' di parapiglia anche a centrocampo dopo il gol, qualche giocatore della... Ecco, vediamo, bravissimo Berghessio con i tempi giusti, ma il Papu Gomez con freddezza la scava sotto, guarda, bravo, perché Goicoechea gli aveva chiuso bene la porta, rasoterra, è chiaro che deve andare giù, qualcosa gli devi concedere. E proprio dove gli ha concesso il Papu Gomez di sinistro, bravissimo, la mette sotto la traversa. È un bel gol, ma è una Roma distratta perché il gioco era appena ricominciato, gioco fermo dopo la sostituzione. Maran, che mi sembrava avesse anche cambiato schema, e quindi è passato a un 4-2-3-1. Marquinhos, tocco corto dove c'è Florenzi, Balzaretti. Non arriva il cross, pallone che arriva a Marquinhos, il suo traversone destro, prova a toccarla, Marquinhos la colpisce male. Un colpo non da poco di Dodò, prima si libera, poi con l'esterno cerca questo cross, un po' troppo sul portiere. Marquinhos di testa favorisce Burdisso, che può salire e toccare per Balzaretti. 2 minuti al 90°, ancora Dodò. Florenzi, Marquinhos, lo sguardo al centro, parte il cross di Marquinhos, sempre ben posizionata la difesa del Catania, raccoglie Taxidis. Lamela, le ultime speranze della Roma. Lamela per Bradley, attenzione, zona tiro. Bradley preferisce il tocco morbido per Dodò, Dodò davanti ad Andújar, protesta Dodò per un contatto, l'arbitro non è d'accordo. Che occasione per la Roma, la migliore di questa ripresa. Sì, l'arbitro è vicinissimo, bravissimo Bradley nell'assistere Dodò, reclama perché è stato, sembra anche me in diretta, travolto mentre colpisce
Dobbiamo cercare di rivederlo. Prima però questo calcio in angolo. Eccolo il cross di Florenzi, colpo di testa, gira Marquinhos, non trova la porta. Eccolo, rivediamo, bravissimo Bradley a scavare questa palla, poi Dodò calcia. Vediamo. Rivediamo con Barrientos che arriva da dietro. Forse da qui. Chissà se tocca il piede, la palla, qualcosa non riesce tocca. a calciare, a me onestamente non sembra. Però hai visto il piede destro in una posizione non so se tocca anomala. il piede Ecco. d'appoggio. No, il piede d'appoggio no. Il piede di calcio. Il piede di calcio, solo il piede destro può aver toccato, comunque impercettibile perché ha protestato solo Dodò, quindi neanche i suoi compagni si sono accorti. Intervento molto rischioso quello su Dodò. E comunque ha chiuso la sua azione, nel senso che ha calciato Andújar, è riuscito a parare. Calcio di punizione per la Roma, sta piovendo qualcosa dalle tribune. Bradley, ci sono 2 secondi, in realtà il tempo è scaduto. L'arbitro farà battere il calcio di punizione, tutta la Roma a saltare, tutta la Roma a provarci. La battuta di Marquinhos nel mucchio Andújar con i pugni, poi di testa ci prova Balzaretti ma non c'è più tempo. Appunto il Catania, batte la Roma 1-0, decide un gol del Papu Gomez. Ha vinto il Catania, fa festa la squadra di Rolando Maran, un successo importante per gli uomini di Maran, appunto 1-0, la decide Gomez che è anche l'uomo partita Sky, al microfono di Angelo Mangiante. 7 vittorie in 8 partite qua in casa, cosa ha fatto la differenza secondo te, soprattutto in questo secondo tempo straordinario del Catania? No, penso che siamo stati bravi a contrastare l'attacco della Roma. Loro sono una grande squadra, giocano molto bene, ma oggi abbiamo giocato molto bene e siamo stati fortunati in concretare le occasioni. Nel secondo tempo, quando avete cambiato modulo col 4-2-3-1, tu avevi più spazio per inserirti e per poter sfruttare la tua velocità. È stata questa una chiave? Sì, lo buono di questo è che la Roma è una squadra che rischia tanto, quindi aveva spazio per sfruttare, no? Quindi mi ho trovato abbastanza libero nel secondo tempo. Ti stanno acclamando adesso i tifosi, cosa succede qua al Massimino? Perché avete una media davvero da Europa League qui in casa. Sì, penso che la gente è un uomo in più, no? Noi sappiamo che qua in casa siamo forti, lo dobbiamo dimostrare pure in trasferta. Grazie al Papu Gomez. Riccardo. Stagione 2012-2013 abbiamo chiuso veramente alla grande con la storica vittoria in casa, con il gol di Gomez nei confronti della Roma. Si conclude qui lo spazio di penalty edizione pasquale. Chiaramente ritorneremo domenica prossima in una versione classica, normale, cioè con il calcio dilettantistico. L'appuntamento sarà in diretta domenica prossima, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 19 sino alle 20:30. A tutti un arrivederci e chiaramente buona Pasqua.